Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia come sempre fino alle 10. Leggeremo il Piccolo, leggeremo il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi che sono andati in onda nel corso del telegiornale di ieri e avremo come sempre due ospiti che si alterneranno accanto a me. Saranno la consigliere circoscrizionale Anastasia Doglia di Forza Italia e poi Francesco Russo, consigliere comunale di Punto Franco e consigliere regionale del PD e vicepresidente del Consiglio regionale. Come sempre potete intervenire telefonicamente o attraverso la mail agli indirizzi e al numero di telefono che conoscete e che fra un po' appariranno in sovrimpressione. E intanto però cominciamo, eccoli qua, i numeri sono 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it invece è l'indirizzo di posta elettronica. Cominciamo come sempre però dando un'occhiata alla pagina meteo, partendo dalla situazione generale. Il Friuli Venezia Giulia rimarrà almeno fino all'inizio della prossima settimana sotto l'influsso dell'anticiclone subtropicale che determinerà tempo stabile e afflusso di correnti secche da nord o nord-ovest. Pertanto per oggi su tutta la regione cielo in genere sereno, possibili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Sui monti ad alta quota, oltre i 2000 metri circa, soffierà vento moderato o sostenuto da nord o nord-ovest, zero termico a 1700-2000 metri. Per domani tempo stabile con cielo in genere sereno, zero termico in risalita dal pomeriggio fino a 2700-3000 metri, con inversione termica nelle ore più fredde nei bassi strati. Al mattino soffierà Borino a Trieste. Vediamo allora la prima pagina del Piccolo, eccola qua, più in grande. Allora, c'è un'intervista all'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Markel, Stati Uniti Trieste, legame speciale, 10.000 no per quanto riguarda il progetto della cabinovia, le firme verranno portate a Bruxelles, Federica si scaglia contro il comitato, basta attacchi. Poi abbiamo, continuiamo con la cronaca, l'autopsia bis sul corpo di Liliana Resinovic a Milano il 15 febbraio, la riforma delle rette varata dall'ITIS e poi per il video di Mahmood, musica e mucche nel rione di Melara. 30 anni fa la strage di giornalisti a Mostar. Qui sono anche le immagini di Lucchetta d'Angelo Rovatin, poi l'analisi di Renzo Guolo sul verdetto della Corte internazionale dell'Aia nella causa intentata dal Sudafrica contro Israele. Per la Corte a Gaza può essere genocidio. Tutto questo il 27 di gennaio, oggi è il giorno della memoria, però il commento sul Piccolo di Peppino Ortoleva indica quella che è una delle problematiche che accompagnano ormai da parecchio tempo questa ricorrenza. Dice: una scadenza che si ripete tutti gli anni, per quanto solennemente, rischia però di consumarsi diventando uno di quei riti ufficiali con un sempre minore coinvolgimento. E questo francamente è un commento che è da anni che in qualche caso viene fatto. Vedremo domani, perché sapete che in osservanza del sabato ebraico la cerimonia in Risiera viene posticipata a domani. Vedremo domani anche quale sarà la partecipazione popolare, stante anche appunto che si svolge di domenica con tutte le conseguenze che ciò può avere, ma di questo parleremo domani. Vediamo invece la pagina dov'è? Del Corriere della Sera, eccola qua. Allora, sotto il titolo
L'Apo Elkan chiude Italia Independent, decisa la liquidazione. Il ricordo di Riva, però purtroppo per il Cagliari ha perso contro il Torino. Titolo, vedete, di apertura: Corte dell'Aia, avviso a Israele, eviti il genocidio a Gaza, l'ira di Netanyahu, una decisione vergognosa, bufera sull'agenzia ONU per i rifugiati, in 12 coinvolti per il 7 ottobre, tensione sui cortei pro-Palestina che, come sapete, oggi sono stati vietati. Forza Italia, 30 anni dopo la festa, il ritorno di Gianni Letta. C'è chi tra Forza Italia e Lega, in vista delle europee, teme o auspica per certi aspetti un sorpasso, e poi la parte centrale è dedicata alla vittoria di Sinner contro Djokovic. Leggiamo insieme il caffè di Massimo Gramellini, che è sempre una lettura interessante con cui poter proprio incominciare la nostra trasmissione. Vediamo se riesco a sollevarlo, così potete leggerlo anche voi assieme a noi. Allora, in Italia stava per sorgere l'alba, ma nel penitenziario di Atmore, in Alabama, era appena scesa la notte. Dopo averlo legato stretto al lettino, gli hanno applicato una maschera sulla faccia, stando attenti che aderisse alla perfezione. Poi hanno aperto la valvola e l'azoto si è fatto strada verso le narici, mentre lui tratteneva il respiro come un subacqueo in apnea nel tentativo di ritardare l'impatto col gas. Quando infine l'azoto lo ha invaso, ha cominciato a divincolarsi in preda agli spasmi. Ha lottato con i legacci, ha riassunto in modo asettico il funzionario del carcere, prima di concludere con una frase che forse nelle sue intenzioni voleva suonare rassicurante: tutto è andato come previsto. Invece è proprio lì il problema, che certe cose non andrebbero previste e tantomeno viste. Persino chi si dichiara favorevole alla pena di morte proverà, mi auguro, scrive Gamellini, un moto di disgusto per un atto che sa di puro sadismo e che non è opera di un regime tirannico e sanguinario, ma effetto di una democrazia, di una democratica sentenza confermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Il condannato Kenneth Smith era sopravvissuto 2 anni fa ad un'iniezione letale perché non erano riusciti a trovargli una vena dove infilare l'ago. Così lo hanno sottoposto a questa diavoleria ideata da un regista di film horror e rifiutata con sdegno anche dai veterinari. Si chiama ipossia d'azoto, fa sparire l'ossigeno dall'aria e con l'ossigeno eventuali residui di umanità. Allora, torniamo al piccolo, che è questo, e vediamo appunto le pagine interne. C'è appunto l'intervista con l'ambasciatore degli Stati Uniti, che ha visitato anche il porto vecchio, che ha visitato anche il porto, chiedo scusa, e però poi andiamo a questo. Mattarella ricorda l'orrore della Shoah, appunto, ma Israele non neghi i diritti ad altri. Lancia un monito sulla crescita degli antisemiti. La Repubblica non tollererà intimidazioni alle comunità ebraiche. Ci sono anche dei numeri dell'antisemitismo che adesso vediamo insieme. Andiamo anche qui un po' più, ingrandiamo così si vede meglio. Allora, da gennaio nel 2022 le persone arrestate o denunciate per antisemitismo sono state 154, nel 2023 313, quindi è raddoppiato il numero. Dal 7 ottobre al 31 dicembre, 7 ottobre data appunto dell'attacco di Hamas ad Israele, ci sono stati 135 episodi tra scritte sui muri, striscioni anti-Israele, cori durante i cortei, danneggiamenti, imbrattamenti e insulti, e 42 le persone deferite all'autorità giudiziaria. In Francia, dove il primato è negativo, sono stati
436 i casi nel 2022 di reati a sfondo antisemita, con un incremento dal 7 ottobre. In Germania i reati a sfondo antisemita sono stati 2.300 e sono stati 2.249 dal 7 ottobre. Negli Stati Uniti c'è stato un aumento del 400% di episodi dal 7 ottobre rispetto all'anno precedente, e sono cifre che fanno pensare. Poi bisognerebbe anche comprendere, il concetto è ampio e vago, no? Che cosa significa appunto antisemitismo, poi bisogna vedere anche ciò che viene denunciato, ciò che viene provato e ciò che magari non viene detto. Scontro sul rinvio dei cortei, sfiliamo e sfidiamo i divieti. Alcune associazioni confermano gli appuntamenti di oggi, altre lo faranno slittare a domani. Perfetto, perché poi, vabbè, ci preoccupa, ma da noi manifestare è un diritto, dice la Meloni, e addirittura è stato fermato Chef Rubio con 5 litri di sangue animale in auto mentre si recava ad un sit-in. Chef Rubio è noto per le sue posizioni contro Israele. Proprio alla vigilia del giorno della memoria è invece uscita questo pronunciamento del Tribunale della Corte internazionale di giustizia dell'Aia. Tel Aviv eviti il genocidio, l'Aia non ordina la tregua, il Tribunale non archivia il caso portato dal Sudafrica e chiede misure urgenti. Hamas, lo Stato ebraico più isolato, e ignora l'appello a favore degli ostaggi. Allora, quali sono le misure che la Corte ha adottato, diciamo così, contro Israele? 1. Adottare tutte le misure per prevenire qualsiasi atto che possa essere considerato genocida, quindi uccidere membri di un gruppo, causare danni fisici, infliggere condizioni pensate per provocare la distruzione di un gruppo, impedire le nascite. 2. Garantire che le forze armate non commettano alcun atto genocida. 3. Prevenire e punire qualsiasi commento pubblico che possa essere considerato incitamento al genocidio a Gaza. 4. Adottare misure per garantire l'accesso umanitario. 5. Impedire qualsiasi distruzione di prove che potrebbero essere utilizzate in caso di genocidio. 6. Presentare un rapporto alla Corte entro un mese dall'emissione di questo ordine. Gaza è diventato un luogo di morte e disperazione, è urgente evitare ulteriori danni irreparabili, scrive Joan Donoghue, credo, presidente della Corte internazionale di giustizia. Ancora una pagina dedicata appunto alla Shoah e la necessità della memoria. Il genocidio dei nazisti resta un evento unico nella storia per la catena spaventosa di sofferenze e morte inflitte a milioni di persone. Inaccettabile cercare di mettere sullo stesso piano il massacro compiuto a Gaza dall'esercito israeliano, scrive Peppino Ortoleva. Dunque, c'è anche l'immagine di una manifestazione pro Israele in Piazza Unità, credo sia proprio immediatamente successiva a quanto accaduto il 7 di ottobre. Peppino Ortoleva abbiamo letto prima, mette l'accento anche sulla necessità che questa cerimonia sia molto più sentita da tutti. Andiamo a vedere invece come il Corriere della Sera si occupa della questione appunto Israele-Aia. Israele eviti genocidio, ma l'Aia non chiede tregue. Pazienza. Corte internazionale di giustizia, proteggere i civili, Netanyahu accuse oltraggiose. Il Corriere si chiede anche che cosa farà lo Stato ebraico. Così è
riconosciuta l'autodifesa, i giudici non devono ignorare la peculiarità di questa guerra. Il politologo Walzer: l'esercito ha sottovalutato Hamas. Queste sono invece le 3 donne, alcune, insomma 3 donne ostaggio. È stato diffuso un altro video. Andiamo avanti. 12 dipendenti ONU complici dei raid di Hamas, Guterres inorridito, sotto accusa l'Agenzia per gli aiuti, gli Stati Uniti, stop ai soldi. L'Agenzia dell'ONU per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino Oriente è stata istituita nel 1949 dopo la guerra arabo-israeliana, è operativa dal 1951. Assiste tra Cisgiordania, Gaza e la regione circa 6.700.000 persone. In novembre l'UNRWA ha distribuito farina a 323.000 persone. Nella guerra 152 dipendenti sono morti e sono stati danneggiati 141 suoi edifici. È stato invece dimesso dall'ospedale Idan Hamedi, cantante e attore israeliano della serie TV Fauda, che era stato gravemente ferito in combattimento nella striscia di Gaza. In una conferenza stampa Hamedi ha chiesto di non abbandonare gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas. A suo modo è diventato un'icona, le sue dichiarazioni sono state trasmesse in diretta TV. Come ci siete stati per me, sostenete gli altri, ha detto, parlando di ferite mentali ma anche fisiche. Ancora, no ai cortei, no ai cortei, divide i manifestanti, allerta sui gruppi estremisti. Dopo il divieto di protestare oggi contro Israele, il Viminale teme presidi non autorizzati. E anche qui chef Rubio va in piazza con sangue di animali. Andiamo ancora avanti e poi passiamo eventualmente ad altro. Questo è sempre collegato al giorno della memoria. Israele: chi ha sofferto non neghi uno Stato ad altri. Mattarella celebra il giorno della memoria, mai dimenticare che anche il fascismo adottò le leggi razziali. Qui ancora pietre d'inciampo ai morti palestinesi. E qui e anche altre cose, insomma, collegate. 30 anni di Forza Italia, Tajani sprona il partito, giochiamo per vincere, dipende da noi. Allora, torniamo al piccolo, eccolo qua, e direi che possiamo incominciare a vedere anche alcuni dei servizi che abbiamo trasmesso ieri. Io direi di cominciare, visto che il piccolo appunto dedica le pagine immediatamente successive alla prima, alla visita dell'ambasciatore degli Stati Uniti in porto, possiamo appunto far vedere le immagini che abbiamo registrato, che abbiamo fatto vedere, eccole qua. Il presidente dell'autorità di sistema portuale ha accolto alla Torre dell'Oi dell'ambasciatore degli Stati Uniti Jack Martel. La crisi del Mar Rosso e gli impatti sullo scalo di Trieste e sul Mediterraneo è stato uno dei temi affrontati durante l'incontro. Non è mancato un approfondimento sul modello di governance del porto e sugli interventi in corso, soprattutto nel settore ferroviario e nell'area delle Noghere. Allora, intanto vediamo di arrivare al piccolo, magari poi riprenderemo le pagine interne del piccolo, però arriviamo al caso Resinovic, perché ieri c'è stato l'incarico per la nuova autopsia. Vediamo di trovare la pagina, l'avrò anche saltata, no? Qui si parla di Cabinovia, boh, insomma qua non la trovo, eccola qua. Il 15 febbraio autopsia bis per svelare il giallo di Lilli, ma intanto vedo che è pronto, credo, il collegamento con la sala operativa della polizia locale, quindi diamo spazio a
a Palazzo San Sebastiano. Buongiorno a chi è in linea con noi. Buongiorno a Trabosati, ispettore Schiliani. Buongiorno ispettore. Allora, intanto c'è qualche cosa sulla notte o è passata tranquilla? No, passata tranquilla. Perfetto. La notte solo interventi di routine, nulla di particolare da segnalare, e anche al momento adesso la situazione è tutto tranquillo da parte nostra. Per oggi c'è qualcosa da segnalare di particolare? Sì, abbiamo in carne qui gli appuntamenti per tutto il weekend. Quindi iniziamo con la mattinata di oggi, che inizierà a movimentarsi per noi intorno alle ore 10, anche prima, perché c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Quindi tutta la zona intorno al Tribunale, quindi da Via Coronello a Fabio Severo, sono stati posti divieti temporanei, quindi fare attenzione chi ha la macchina, dovremo sgomberare la zona per permettere l'arrivo delle autorità. La cerimonia, ribadisco, intorno alle 10, saremo sul posto per la viabilità, potrebbe esserci dei rallentamenti, ma nulla di tale. Per questo riguarda la mattinata. Pomeriggio non sono previste manifestazioni, invece per la giornata di domenica, che naturalmente è la giornata della memoria, avremo una serie di manifestazioni. Inizieremo subito a buon'ora perché alle 7 ci sarà un corteo ciclistico che dalla via Palatucci partirà e percorrerà le strade per arrivare fino al Coroneo, quindi dovrebbero fare la via Valmaura, via Flavia, Galleria d'Annunzio per arrivare poi Carducci e via Coroneo. Lì si uniranno con la marcia silenziosa che partirà intorno alle ore 9:30 e da via Coroneo questa marcia silenziosa percorrerà appunto la via Coroneo, prenderà Largo Piave, scenderà la Beccheria, piazza Opera d'Annunzio, dal Marzia Ghega per arrivare fino a via Flavio Gioia, dove ci sarà una breve cerimonia. E dopo naturalmente ci sarà la manifestazione principale alle ore 11 nella Riviera di San Sabba. Quindi tutta la zona della via Palatucci, limitrofe della Riviera di San Sabba, Rio Primario, sono già stati posti dei divieti, quindi fare attenzione ai veicoli posti lì, perché anche lì dovremo per ragioni di sicurezza sgomberare tutta l'area. Naturalmente durante la marcia silenziosa ci sarà la scorta del nostro personale viabilità nelle varie zone. Per il pomeriggio di domenica c'è la partita di basket, inizio partita alle 18, anche lì saremo sul posto per la viabilità, zona Pala Trieste. E tra l'altro, mi scusi ispettore, continui pure. Continui pure, poi glielo chiedo alla fine. No, era solo per finire la domenica, appunto, che non dovrebbero creare particolari disagi al traffico alle partite. Per quanto riguarda invece la giornata odierna, nel pomeriggio ci sono alcuni presidi, vedo qui in nota, ma sono in area pedonale, quindi non dovrebbero andare a interferire con la viabilità ordinaria. L'unica cosa, dopo ci do la linea per qualche domanda c'è da fare, lunedì 29 ci sarà finalmente, come avevo parlato proprio con lei, l'apertura del semaforo, messa in funzione. Ah, va bene, perfetto, perché così... No, mi prendono in giro perché dicono, i miei colleghi dicono, e non solo quelli di redazione, dicono si vede che frequenti il Teatro Rossetti perché chiedi appunto spesso notizie di quel semaforo che oggettivamente salendo da via Crispi è abbastanza utile per poi proseguire. Quindi da lunedì? Sì, lunedì inizieranno i lavori dalle ore 8 circa e verrà messo in funzione, però per poterlo mettere in funzione verrà spento quasi per tutta la mattinata la posizione semaforica invece in ginnastica Rossetti. Saremo sul posto per la viabilità, ci saranno anche i tecnici ad operare. I lavori durare tutta la mattina, ma insomma a fine mattinata, primo pomeriggio dovrebbero riprendere le postazioni e quindi entrare in funzione anche il semaforo di Rossetti Crispi. Fare attenzione perché magari la gente non è abituata certo. Magari arriva su per la via Crispi, non guarda il semaforo ma guarda la ginnastica. Sì, bisogna, magari sarà anche bene che ce ne occupiamo noi proprio durante i collegamenti esterni di Sveglia Trieste, proprio per far vedere anche l'entrata in funzione. Ultima cosa che le chiedo riguardo alla manifestazione in Risiera di domenica. Si va con una sorta di biglietto, no? Cioè non è che si possa andare, cioè è un ingresso contingentato, per cui bisogna fare attenzione anche a questo, ecco, insomma. Sì, di quello che vedo dall'ordinanza della questura dovrebbe esserci appunto per ragioni di sicurezza un numero,
come dicevi, contingentato, quindi sì. non un ingresso libero, ma un ingresso di un ridotto, diciamo, sì. di persone che possono stazionare all'interno del quindi magari chi stesso. decidesse all'ultimo momento di andare veda magari sui siti eccetera come fare, magari ce ne occuperemo noi anche con un servizio, così spieghiamo un po' meglio. Ispettore, io la ringrazio molto, logicamente come sempre se doveste aver bisogno di comunicare qualche cosa noi siamo a disposizione appunto fino alle 10, speriamo di non sentirci prima delle 13:20 perché se aveste da comunicare qualche cosa posso desumere che non sia niente di lieto, per cui ci sentiamo o con lei o con i suoi colleghi più avanti per il collegamento durante il telegiornale delle 13:20. Sì, va bene, credo che i miei colleghi. Ok, va bene, beato lei che torna a casa, insomma, anche se immagino che anche lei si sarà fatto una levataccia. Grazie Ispettore Schilani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Allora, dicevo del caso Resinovic, il 15 febbraio, autopsia bis per svelare il giallo di Lilli, conferito l'incarico per il nuovo esame che deve stabilire data e cause della morte, ma anche chiarire i segni sul volto della donna. Sono tracce di una violenza subita, il consulente del marito le lesioni alla testa non causate da una caduta. Quindi adesso possiamo vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri. Sì, adesso appena si comincia a lavorare, dal 15 febbraio. Dal 15 febbraio si può quindi ripartire con le analisi sul corpo, giusto? Sì. C'è l'autopsia? Sì. Fra 20 giorni la nuova autopsia sul corpo di Liliana Resinovic. Un momento cruciale, l'unico forse, in cui si potranno dare finalmente delle risposte. Liliana si è suicidata o qualcuno ha avuto parte nella sua morte? Si è svolta oggi l'assegnazione dell'incarico ai consulenti nominati per i nuovi esami sul cadavere della 63enne di Via Verrocchio. Tra i presenti nell'ufficio del sostituto procuratore Maddalena Kergia, titolare del fascicolo d'indagine, c'erano l'avvocato di Sergio Resinovic, Federico Bizzi, Paolo Bevilacqua, legale del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, poi Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, consulenti che affiancano la dottoressa Cristina Cattaneo, che però non era presente all'incontro e si è collegata telefonicamente con l'ufficio del sostituto procuratore Maddalena Kergia. In stanza anche il consulente di parte nominato da Sebastiano Visintin, il medico legale Raffaele Barisani. Avverrà l'autopsia a Milano. Iniziano le operazioni di consulenza e la bara viene mandata da Trieste a Milano. Questo è il particolare ancora sconosciuto, cioè quando avverrà il recupero della bara dal cimitero, prima di spedirla a Milano, all'Istituto di Medicina Legale Labanov, dove opera la dottoressa Cattaneo. In ogni caso il medico legale Barisani non ha dubbi, quei segni sul volto di Liliana, uno dei particolari su cui la nuova autopsia dovrà far luce, non sarebbero compatibili con la tesi di un suicidio e nemmeno si sarebbero verificati per una caduta accidentale. Ma la mia ipotesi era quella di una colluttazione e di una morte da malore seguita alla colluttazione. Quindi da spiegare ci sono quei segni sul volto, Sì, soprattutto sulla parte destra e in alto, giusto? Sì, al vertice del capo, in regione temporale sinistra. E poi il suicidio, la morte come è avvenuta e la data, no? Eccoci, allora ancora una pagina del Piccolo dedicata all'International Day dell'Università, Erasmus Dati Record, tra le mete riecco il Regno Unito e poi, proprio io che non ricordi il Regno Unito, va bene, e ospite dell'International Day c'era Beppe Severnini che sprona i giovani a uscire dal guscio e l'abbiamo intervistato anche ieri tra l'altro e oggi vi proporremo questa intervista. Adesso possiamo andare tranquillamente in pubblicità, poi torniamo ancora con la lettura dei quotidiani e la riproposizione di alcuni servizi e poi dalle 8 alle 9 Anastasia Doglia, dalle 9 alle 10 Francesco Russo saranno qui con noi.
Allora, Sveglia Trieste 040 977 8910 il numero di telefono cui intervenire in diretta, svegliatrieste@tele4.it invece l'indirizzo di posta elettronica. Potete cominciare a scrivere ed eventualmente anche telefonare già adesso quando volete. Gli ospiti sono Anastasia Doglia dalle 8 alle 9, consigliere circoscrizionale di Forza Italia, e Francesco Russo di Punto Franco, consigliere comunale e anche consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale per il PD. Allora, proseguiamo, avevamo lasciato il piccolo, andiamo con il Corriere della Sera. Ci eravamo fermati alla pagina dei 30 anni di Fratelli d'Italia. Il ritorno in scena di Letta che benedice il segretario Tajani nel nome dei Berlusconi. Ci sono anche dei commenti di deputati presenti e passati di Forza Italia. E qui c'è invece un caso nel Partito Democratico. Fine vita, Bigone attacca, la consigliera veneta ribelle, cui è stato tolto un incarico, il pluralismo non può mancare. Questo è il sindaco di Roma, dico no all'autonomia, toglie servizi ai cittadini, sul teatro troppa politica. Conte ospite di Sciai, il governo giallo-verde tra i più rivoluzionari, il leader 5 Stelle in teatro con lo youtuber. Sciai sarebbe uno youtuber, questo non avevo capito. Vannacci pubblicato in Germania da un editore di ultradestra, dobbiamo prepararci a tutto, Crosetto vuole 10.000 riservisti. Posto. Il giallo sull'offerta di Putin, Kiev valuta il futuro dei territori, il Cremlino smentisce un abboccamento con gli americani, c'è scetticismo da parte dell'Ucraina, esecuzione con l'azoto Biden turbato, l'abbiamo letto prima nel caffè di Gramellini. Milano, un legale 32enne volò per 7 metri in procura, il Ministero pagherà 1,5 milioni all'avvocato. Il 18 gennaio 2019 Antonio Montinaro, oggi 32 anni, aveva appena superato l'esame d'avvocato quando precipitò nelle scale della Procura di Milano a causa di una balaustra troppo bassa. Il giovane stava parlando al cellulare e si appoggiò con lo zaino alla balaustra alta appena 57 centimetri. Perse l'equilibrio volando per 7 metri e atterrando infine di schiena su un'altra balaustra. Il violento impatto gli causò una lesione al midollo. Restò paralizzato. Al Ministero aveva chiesto 3 milioni di risarcimento, ha raggiunto un accordo per 1,5 milioni. Baby gang ai domiciliari, stop ai concerti. Questo è questo trapper 22enne che si chiama appunto Baby Gang, nome d'arte Zaccaria Muib, che avrebbe violato l'obbligo di dimora a Lecco. In coma perché aveva le ossa fragili, la perizia shock sul ragazzo picchiato. La madre dice: mio figlio non era più malato. Le conclusioni, leggiamo perché qui deve essere una di quelle cose. Le conclusioni della perizia del professor Introna sul corpo di Davide Ferrerio, il bolognese di 27 anni da 17 mesi in stato vegetativo dopo un'aggressione subita a Crotone, potrebbe far cambiare in appello l'esito del processo a carico del suo aggressore Nicolò Passalacqua, condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La consulenza del medico legale barese evidenzia che Davide Ferrerio è affetto da una malattia che si chiama osteogenesi imperfetta, fragilità scheletrica. Questo aspetto clinico metterebbe in discussione il nesso tra l'aggressione e il suo stato vegetativo. Per il perito ha avuto un ruolo concausale nell'ambito della lesività fratturativa cranica. Già per l'italiano. L'avvocato
il legale di fiducia di Passalacqua ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di Catanzaro di acquisire la perizia. Il giovane fu vittima di uno scambio di persone. Il suo aggressore pensava fosse lui ad aver infastidito la minorenne di cui si era invaghito e per questo lo aggredì con pugni e calci. La perizia del professor Introna ha accertato che Passalacqua sferrò il primo pugno colpendo il ragazzo allo zigomo e non dietro la nuca, causandone la caduta. Un secondo cazzotto Passalacqua lo assestò alla fronte ed è stato quello che gli ha procurato il danno neurologico attuale. Il prossimo 6 febbraio il professor Introna sarà sentito in aula dai giudici del tribunale. Il consulente è chiamato a riferire le conclusioni del proprio lavoro. In sintesi, in ragione della relativa modestia del trauma cranico parieto-occipitale destro, è del tutto attendibile che l'entità lesiva possa essere stata favorita da una particolare fragilità del tavolato cranico indotta dall'osteogenesi imperfetta. Una tesi che ha provocato la reazione sdegnata di Giusy Orlando, madre di Davide, che in un'intervista al Resto del Carlino ha detto: «È una vergogna, mio figlio non era più malato, tanto che giocava anche a calcio. Non si può cambiare l'imputazione». Assolto dopo 30 anni di carcere del pastore Zanicheddu. Ancora andiamo avanti. Fleximan colpisce adesso a Ravenna, sul web maglie celebrative. Mestre, nessun malore per l'autista, ma sulla perizia scontro tra i legali. Il decesso non fu improvviso, la difesa della società di trasporto, quadro complesso, si riferisce appunto all'incidente di qualche mese fa. Andiamo ancora avanti, con il... Allora, quando ascolto i Maneskin capisco poco del loro inglese, ecco perché la sigla di Furia non mi ha fatto diventare ricco. C'è questa intervista a Mal che a febbraio compierà 80 anni e festeggerà con un LP. Il mio accento alla stagno e olio, la colpa è di Tenco, con Dori Ghezzi un flirt, Patti Bravo non era il mio tipo. Insomma è uno di quei bei personaggi, dai, Mal. Sarebbe bello leggerla tutta questa intervista, perché è una di quelle, immagino, abbastanza divertenti. Allora dai, andiamo ancora con la cronaca per quanto riguarda Trieste. E in zona Largo Barriera è allarme furti, incursioni costanti di bande di ragazzini che cercano di rubare i prodotti dagli scaffali dei negozi. L'ultimo episodio lunedì scorso, ma le commesse di un esercizio commerciale hanno smascherato i taccheggiatori e li hanno cacciati dal negozio. Vediamo. Vere e proprie bande organizzate di ragazzini. C'è chi fa da palo assicurandosi che nessuno vede e intervenga, c'è chi distrae i commessi, così intanto la terza persona è libera di rubare più merce possibile, infilando i prodotti nelle tasche del giubbotto o sotto la maglietta. L'ultima incursione però è andata male. Il personale del negozio si è accorto di quanto stava accadendo e ha cacciato i taccheggiatori. È allarme furti in Largo Barriera, ragazzi italiani e stranieri, presumibilmente minorenni, che operano delle vere e proprie incursioni in vari esercizi commerciali della zona. In un negozio in particolare i tentativi di furto sono frequenti. Lunedì scorso l'ultimo fatto in un negozio vicino a Piazza Garibaldi. 3 giovani sono entrati con l'intento di distrarre le commesse e fare incetta della merce in esposizione. Mentre uno dei ragazzini controllava le uscite e gli ingressi del negozio, un altro giovane si aggirava per gli scaffali per scegliere cosa rubare. Un altro ancora, fingendosi straniero, dialogava in inglese con la cassiera per distrarla. Forse è proprio questo che li ha traditi. A causa di un inglese stentato e un po' troppo italianizzato, il personale dell'esercizio ha mangiato la foglia, capendo immediatamente quello che stava avvenendo. Le commesse hanno cacciato i 3 giovani, che non sono riusciti quindi a rubare nulla. Questo è solo uno dei tanti episodi che avvengono ogni settimana, giovani che stanno dando il tormento ai commercianti di Largo Barriera a furia di incursioni nei loro negozi. La polizia è informata dei fatti, ma al momento non sono state formalizzate denunce. I controlli nella zona da parte delle forze dell'ordine però sono costanti. Siamo vicinissimi a Piazza
Piazza Garibaldi, osservata speciale della Questura dei Carabinieri per i tanti episodi avvenuti tra spaccio di droga, furti, risse e altri fatti violenti. Un focus che inevitabilmente si allarga nella vicinissima Largo Barriera e via Carducci. L'ultimo episodio violento meno di 2 settimane fa, la tentata rapina ai danni dell'oreficeria Oro Gemma. In quel caso il rapinatore, armato di coltello, era stato messo in fuga dallo stesso titolare del negozio. Allora andiamo a ritroso con la lettura del Piccolo a questo punto. ITIS vara la riforma delle rette, maggiore equità nelle tariffe. Si potrà pagare al giorno fino a 1,8 euro in più, ma anche fino a 2,3 euro in meno. A partire da questo mese scatta un diverso criterio per misurare il costo effettivo del singolo utente. Vediamo se riusciamo ad individuare un passo riassuntivo. Allora, a partire dal corrente mese l'ospite potrà pagare di più o meno una redistribuzione che significa appunto fino a un massimo di 1,8 euro in più al giorno o fino a un massimo di 2,3 euro in meno al giorno. La maggiore aderenza delle rette ai costi effettivi dell'utente porta ad una maggiore equità perché si tengono in conto le differenze di consumo nel consumo di risorse da parte dei singoli ospiti. Al momento ITIS accoglie 390 persone rispetto ad una capacità di 411 posti. Dal punto di vista gestionale, dice il presidente Pacor, il punto di equilibrio viene conseguito a quota 405. Il range tariffario si muove su una forbice che al minimo ammonta a 67 euro al giorno e al massimo sale a 83 euro al giorno. Un mese importante sarà giugno perché ITIS non è più esonerata dal pagamento dell'IRAP che per via Pascoli significa tirar fuori 170.000 euro all'anno. Pacor, d'accordo con gli organi dell'istituto, ha ritenuto di non spalmare la tassa sulle rette perlomeno fino a giugno e quindi vedremo poi come si prosegue. Allora la scelta di andare a leggere il Piccolo a ritroso non è proprio la migliore, per dire la verità. Comunque la riorganizzazione dei consultori divide i sindacati. Noi di consultori abbiamo parlato anche, per dire la verità, ne abbiamo parlato 2 giorni fa con il direttore generale di Asugi, Poggiana, il quale, spiegando anche la ratio che sta alla base della decisione tra l'altro, inutile negarlo, contestata, ci sono anche degli implementi per quanto riguarda personale e orari. Ma sentiamo appunto quello che ci ha raccontato Poggiana. La grossa forza di questo cambiamento è il potenziamento, la composizione di equip multiprofessionali, multidisciplinari, come si dice. Ospite ieri di Trieste in diretta, il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, ha difeso la decisione da parte dell'azienda di accorpare i consultori familiari sul territorio triestino, decisione oggetto di notevoli contestazioni, spiegando anche la ratio alla base della scelta. Il paziente non è più visto come paziente con una patologia, ma è visto come una persona che la cui salute va affrontata sotto tutti i punti di vista e con la relazione e le competenze di diverse professionalità. La nuova impostazione, ha spiegato Poggiana, consente un orario di apertura maggiore all'interno del quale sarà possibile un miglioramento complessivo del servizio. Ci permette di aumentare l'attività domiciliare, che è la massima espressione di prossimità. Perché ci consente di aumentare? Perché la presenza di un gruppo composito all'interno dei consultori consente operatori di recarsi a domicilio senza avere il timore di lasciare sguarnito il consultorio stesso. In merito al servizio stesso, Poggiana ha inteso sottolineare un ulteriore dato, che cioè non solo esso non è stato ridotto, ma che sarà migliorato anche grazie a nuovi innesti professionali. Noi non abbiamo ridotto un'ora di assistenza, non abbiamo ridotto un'ora di assistenza, questo sia ben chiaro. Anzi, proprio oggi ho chiesto l'aumento da 10 a orario pieno a 38 ore,
settimanali, di una ginecologa, anche per dare più copertura alle sedi. Andiamo avanti nella lettura del Corriere della Sera, ci avviciniamo alla pagina di Cultura, prima però nella pagina di Economia c'è Elkann all'atto finale, in liquidazione Italia Independent, la società di occhialeria in perdita dal 2016. Elkann ha messo di suo 40 milioni, compreso un ultimo bonifico da 12 milioni,8. Fondata a gennaio del 2007, Italia Independent è stata sciolta ieri con delibera assembleare. Nel corso dei 17 anni di attività ha investito in tutto 40 milioni di euro. Elkann, questo è appunto, c'è anche gente che ci ha lavorato al di là delle facili ironie che qualcuno sicuramente già starà facendo. Allora, nasce una nuova casa editrice dei Gesuiti, saggi e riflessioni sul presente, si chiama Il Pellegrino. Libri, il mercato tiene sui romanzi in testa gli italiani, 7 su 10 nella top. I dati del 2023, spesi 1 miliardo e 700 milioni nel settore trade, meno copie vendute, prezzi in salita effettivamente, ma contenuta, vorrei vedere. Andiamo ancora avanti, arriviamo adesso a questo punto, desumo alla pagina degli spettacoli, eccola qua. Allora, su Rai 1 andrà in onda dall'11 febbraio, nella prima serata dopo il Festival di Sanremo, il film dedicato a Franco Califano, che vede protagonista Leo Gassman. No alle opere stravolte, Muti, la storia non va cambiata con la cancel culture, oggi nella lirica ci sono troppi registi banali o provocatori. Ricchi e poveri, torniamo a Sanremo, sul palco non si invecchia, all'Ariston per la 13ª volta, e poi c'è questa intervista con Alessio Vassallo che porta in teatro la concessione del telefono di Camilleri. Io invito tutti a leggere la concessione del telefono, che è una delle cose più piacevoli e divertenti scritte da Camilleri, è davvero bellissimo e divertentissimo. Tra l'altro Alessio Vassallo era anche nel cast fisso del Giovane Montalbano. Adesso torniamo al piccolo e risaliamo. Oltre 10.000 firme, c'è un errore del titolo, oltre 10.000 firme contro la cabinovia, Federica, la politica resti fuori. Di questo parleremo poi quando sarà con noi Francesco Russo. E questa era l'apertura di Trieste. Ho fatto malissimo a partire dal fondo, ma vabbè, pazienza. Per quanto riguarda i servizi, non bisognerebbe mai abbandonare la strada vecchia per quella nuova. C'è un bando da 4,5 milioni di euro per i concessionari balneari danneggiati dalle mareggiate dei primi di novembre. Questo bando è stato approvato nel corso della riunione della Giunta regionale. Vediamo il servizio. È stato approvato in giunta regionale il bando per rifondere al massimo per l'80% i concessionari balneari danneggiati dalle mareggiate di fine ottobre e inizio novembre in Friuli Venezia Giulia. In provincia di Trieste alcuni fra i casi più eclatanti sono quelli dello stabilimento Gabriele, dell'Opera Azzurra Figli del Popolo a Lazzaretto, l'antica diga a Trieste, il ferroviario, il Club del Gommone, Sticco a Barcola, Grignano 1 e 2 lungo la costiera, tanto per citarne alcuni. Sì, oggi in realtà abbiamo fatto un qualcosa che era stato previsto dal Consiglio regionale durante la finanziaria, con una norma che prevedeva dei ristori per quei concessionari che hanno subito dei danni nelle mareggiate del 2 e 3 di novembre.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a disposizione circa 4 milioni e mezzo per questi ristori, prevedendo un bando che uscirà a giorni e che attraverso INSIEL verrà fatto in modo che le richieste vengano fatte in maniera informatica, prevedendo la possibilità di dare dei ristori fino all'80% dei danni che sono stati subiti. Grosso modo le risorse dovrebbero essere sufficienti. Nell'ipotesi in cui questo non avvenisse, valuteremo eventualmente la possibilità di riparametrare, le risorse, magari cercando di dare qualcosa in meno a tutti, ma cercando di venire incontro alle esigenze di tutti. Si lavora anche a una proroga per le concessioni balneari che erano in scadenza proprio in questo complesso momento di ricostruzione. La stagione deve partire nel miglior modo possibile. Il fatto delle concessioni di cui si è parlato molto in questi giorni, cioè della possibilità della proroga tecnica che abbiamo fatto per il 2024, abbiamo parlato con i comuni in questi giorni e valutato la possibilità di fare un tavolo tecnico che partirà nel più breve tempo possibile per far sì che nell'ambito del 2024 possano partire i bandi di gara validi dalla stagione 2025. Allora, il Corriere della Sera apre la pagina sportiva con Sinner, c'è anche un'intervista con Gustavo Töni, il campione di sci, che tra l'altro è anche lui, come si chiama, dell'Alto Adige, della stessa terra di origine. Fra l'altro la cosa curiosa è che sapete che Sinner iniziò come sciatore, fra l'altro. Il ragazzo italiano può aprire una nuova era, si è compiuta la rivoluzione iniziata lo scorso autunno. I precedenti, Giorgio De Stefani rileva De Morpurgo come numero 1 italiano, arriva in finale a Parigi nel 1932. Pietrangeli dilaga a Parigi, 4 finali e 2 trionfi. Panatta vince a Parigi nel 1976. Berrettini, Wimbledon 2021, si arrende a Djokovic, e in Australia Sinner centra a 22 anni la prima finale slam. L'avversario sarà Daniil Medvedev. Tra l'altro anche il doppio ha vinto, il doppio maschile è in semifinale. Allora, siamo arrivati, abbiamo visto tutta la pagina del Corriere della Sera, tutte le pagine del Corriere della Sera, quindi possiamo anche tranquillamente archiviarlo per oggi. Ci manca ancora il piccolo nelle pagine che precedono quelle triestine, vediamo. Ops. Retro clonata in Cina, è l'unica scimmia ad aver raggiunto l'età adulta di 2 anni, è un esperimento che viene commentato da Mauro Giacca. E poi Dora Bassi è arrivata incolume in Antartide, partiti i rilevamenti e la raccolta dei campioni. Renzo Guolo commenta il verdetto dell'AIA, è un verdetto destinato a pesare. Riconoscendo di aver giurisdizione sul caso, la Corte ammette che quello in corso a Gaza contro i palestinesi potrebbe essere un genocidio. Renzo Guolo è esperto di cose, diciamo così, medio orientali, e quindi la sua è una voce importante quando si parla di ciò. Vediamo, per arrivare alla pubblicità, ieri il presidente della regione Fedriga si è espresso sul giorno della memoria e soprattutto per quanto concerne le manifestazioni pro Gaza. La scelta di non fare manifestazioni pro Palestina durante il giorno della memoria sembra il minimo senso di civiltà che si possa pretendere per rispetto verso il dramma che ha subito il popolo ebraico e verso le persecuzioni. Fare queste manifestazioni durante il giorno della memoria rappresenterebbe emblematicamente un atto di antisemitismo puro, e lo ha detto appunto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Lo ha fatto Fedriga durante il viaggio inaugurale da Trieste a Portogruaro del treno ibrido Blues, un mezzo a ridotte emissioni che consente una mobilità su rotaia sostenibile. Vediamo il servizio.
Un altro passo avanti sullo sviluppo del contratto di servizio tra la Regione e Trenitalia. È stato inaugurato oggi il secondo treno ibrido Blues che entrerà in servizio sulla tratta Maniago-Sacide. Entro il 2024 altri 6 Blues e 7 Rock completeranno il parco dei treni previsti dall'accordo per complessivi 400 milioni di euro. A bordo del convoglio che da Trieste Centrale ha raggiunto Portogruaro per il viaggio inaugurale è salito anche il governatore Massimiliano Federica. Blues è un treno di ultima generazione che ha 3 tipologie di trazione, elettrica, diesel e a batteria per l'ultimo miglio. Si tratta dunque di un mezzo su rotaia che genera meno emissioni di anidride carbonica e meno rumori. Il treno Blues mette a disposizione 265 posti a sedere e posti anche per le bici. È dotato di un sistema di videosorveglianza in forma Trenitalia, monitor LCD in grado di fornire informazioni in tempo reale ai viaggiatori ed un sistema di climatizzazione regolato in modo automatico sulla base del numero delle persone presenti a bordo. In Friuli Venezia Giulia la mobilità è sempre più utile, comoda, veloce ed ecologica, ha detto Federica, annunciando che entro il 2025 gran parte del parco dei mezzi rotabili sarà riammodernato. Intanto il grado di soddisfazione degli utenti dei treni nella nostra regione è del 97%, con una puntualità che raggiunge il 93%. Allora, a me viaggiare in treno piace, se devo essere sincero. Pubblicità, poi accanto a me ci sarà Anastasia Doglia, consigliere circoscrizionale. Allora, c'è un cambio di programma, nel senso che rispetto a quanto mi era stato comunicato, il primo ospite della giornata è Francesco Russo e poi ci sarà Anastasia Doglia dalle 9 alle 10. Io chiedo scusa ai telespettatori, ma delle volte... Speriamo sia contentino. Comunque buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere regionale e consigliere comunale per Punto Franco. Allora, l'argomento del giorno per quanto riguarda la politica, insomma, perché di questo poi si tratta, è ancora Cabino Via. Ma sì, diciamo che è un inizio d'anno in cui noi ci illudiamo, e spero sia così per i triestini, anche oggi la notizia è di migliaia e migliaia di firme, più di 10.000 firme raccolte sostanzialmente in poche ore contro l'Ovovia, quindi ai triestini questo progetto, la maggior parte dei triestini non è mai piaciuto, i sondaggi hanno sempre detto questo. Noi speriamo che questo inizio d'anno in qualche maniera porti tutti a ragionare sul dire che forse è il momento di smettere di inseguire una chimera. Uso questo termine proprio perché, come citerò, abbiamo trovato, facendo degli accessi agli atti, un documento dei tecnici del Ministero della Cultura che dicono proprio questo, cioè si è inseguito fino adesso una chimera tecnologica, un sogno tecnologico, ma tecnicamente, proveremo a dirlo insomma in parole semplici perché poi i documenti tecnici sono complessi, anche se io ho detto sono disponibile, chiunque mi scriva, io gli mando questi documenti in maniera tale che poi le persone possano farsi un'idea. Però sostanzialmente cosa è successo? È successo che nei vari procedimenti a un certo punto la sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia ha scritto un parere e poi ha scritto a Roma interpellando i 2 massimi organismi tecnico-scientifici che ci sono al Ministero, quelli che sono più vicini al Ministro e sono incaricati in qualche maniera di dargli quei pareri che portano poi alle decisioni. Cosa abbiamo scoperto? E dispiace una cosa, lo faccio una piccola parentesi, questi documenti erano in possesso del sindaco, della giunta e dei suoi tecnici già da settembre e noi li abbiamo avuti dopo lunghe insistenze appena a gennaio, sono stati sostanzialmente nascosti alla città, all'opposizione, anche quando li avevamo formalmente richiesti, insomma questo ecco, è un dato che non è bello, ma si spiega perché ovviamente c'era un imbarazzo. Io le cito soltanto le cose, i titoli. Ecco, i titoli. Il titolo principale è che questo parere dice si ritiene che la tratta tra le stazioni di Bovedo e di Trieste, quindi
alla parte di Porto Vecchio, che attraversa il complesso monumentale di Porto Vecchio, non possa essere realizzata con le modalità proposte di linea aerea, con piloni, cabine e stazioni. Cioè, la sovrintendenza dice una volta per tutte, in un parere tecnico, che poi sarà vincolante quando la sovrintendenza si siederà al tavolo con le altre istituzioni, quindi con il comune, con la regione, con l'ARPA, funziona così, insomma, no? Ci si trova e dice a norma di legge si può fare questo progetto, ognuno dà il suo parere, in quel momento la sovrintendenza o chi per lei dovrà dire sì o no. Ecco, sulla base di questo parere la sovrintendenza oggi dice e avverte il comune: guarda che lì in Porto Vecchio, per come sono fatti quei manufatti, quei bellissimi magazzini, per la visuale dei grandi spazi sì, diciamo la visuale prospettica. La visuale prospettica, adesso sei sempre più bravo Bosatti. Non si può fare cosa? Non si possono costruire le strutture di stazione, di partenza e di arrivo, quelle famose di Fuxas, quindi già quei 130.000 euro che sono stati spesi in progettazione sono buttati via, ma non quelli, nessuna stazione, non è che si cambia colore, si cambia altezza, quella roba lì non si può fare. Non si possono piantare dei piloni, che è anche abbastanza logico, no? Pensate che voi comprate, no, un ufficio bellissimo in Porto Vecchio, dei magazzini fatti dall'Austria ai tempi più belli, e apri la finestra e ti trovi un pilone in mezzo, oppure le vie aeree con le cabine che passano. Ecco, questa cosa è stato detto, non si può fare in via definitiva. Allora, è un parere che domani costringe il comune a prendere atto e a dire che non si fa più nulla. No, non è ancora quel parere lì, ma sulla base di questo parere, che, ripeto, il parere della sovrintendenza, ma soprattutto il parere dei due massimi organismi tecnici del Ministero della Cultura, è difficile che domani qualunque tecnico si sieda al tavolo con il Comune e la Regione e cambi idea. La seconda cosa interessante, ma molto, molto veloce, è questa. C'è anche una soluzione alternativa. Cioè, il Ministero della Cultura dice: guardate, noi vogliamo essere collaborativi, vi diamo un suggerimento. L'alternativa è che voi potreste, lo leggo anche qui, questo collegamento che non si può fare con i piloni e con gli ovetti, potrebbe essere assicurato sviluppando e potenziando il collegamento terrestre a mezzo tram, metropolitana leggera, veicoli elettrici o tradizionali su gomma, anche se possibile sfruttando le reti su ferro già esistenti. Quindi dice, vabbè, volete fare, ma lì quello che si può fare, che è adatto all'architettura, alla storia di quel posto lì, è il tram. Guarda caso proprio il tram che da tanti anni ormai noi suggeriamo e che in tante città italiane ed europee si sta realizzando. Allora, penso che poi di questo continuiamo a parlare. C'è una telefonata, sentiamo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Dottor Bosetti, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Volevo dire anche al professor Russo che tanti documenti sono nascosti alla cittadinanza, non solo questo in riferimento all'Ovovia, anche tutti i documenti che certificano le leggi italiane e la Costituzione italiana che certifica il territorio libero di Trieste. Il professor Russo sa benissimo queste cose e anche lui è un omertoso sul territorio libero di Trieste. Poi un'altra cosa anche, le tasse, sì, le tasse, siccome il dottor Avarino ha detto che dobbiamo scrivere perché la cittadinanza è in sofferenza, la miseria, certo la miseria, un quarto di popolazione di Trieste non arriva neanche al pranzo, non alla cena più. Un'altra cosa, le tasse, sì, le tasse sono giuste pagarle, ma è giusto pagare tutti scandali economici italiani? Tutte le banche fallite hanno dato i soldi senza garanzie, dal Banco Ambrosiano alle banche venete, ai vari banchi di cooperativa meridionali, il caso Parmalat, direttore generale della sanità Poggiolini, aveva soldi e gioielli nel puff. Tutti sti boiardi che hanno sperperato hanno calcolato che è costato un 16% del PIL, tutti scandali italiani, e noi dobbiamo qua nel territorio libero pagare con le tasse tutti questi soldi che non sono dovuti? Caro dottor Russo, sempre omertoso? Parliamo del territorio libero,
parliamo della... Sono telefonate che Sì, sentiamo ormai da anni. Io dico sempre più o meno la stessa cosa. Se c'è una persona che ha affrontato il tema delle potenzialità che ancora ci sono a Trieste, perché ce ne sono ancora legate all'Elegato VIII, a quella vicenda storica che in parte è chiusa, è chiaro, il territorio libero così come è stato nel secolo scorso non può tornare. Ma sulle potenzialità, io credo che se c'è qualcuno che ha lavorato in questa città, a partire dalla sdemanizzazione di Porto Vecchio, credo sia il sottoscritto e poi ovviamente, come me e più di me, Zeno D'Agostino, che ha sempre riconosciuto che il lavoro che abbiamo fatto insieme ha permesso di utilizzare ancora le opportunità che ci sono state lasciate, lo status internazionale del porto di Trieste, per fare delle cose attuali che guardino al futuro. Parlare del TLT e guardare al passato. Io voglio che questa città guardi al futuro e ad esempio le cose che sono state realizzate in Porto Nuovo, penso a Frieste, no? La zona franca che Zeno D'Agostino e i suoi collaboratori hanno realizzato, è un modo moderno per guardare, per sfruttare le opportunità di quel pezzettino di TLT che è rimasto. Allora, due mail che leggo rapidamente. Il signor Lorenzo dice: sull'Ovovia una situazione grave, chi ha ragione? Russo dice che l'Ovovia non si può fare per documenti nascosti in comune, il comune dice che sono documenti superati. Chi risponde dei soldi spesi sino ad oggi, chi risponde sulla trasparenza, laddove invece un'altra mail che, come dire, riassumo, dice che con tutti i problemi che ha Trieste è possibile che il vostro principale impegno sia rivolto al fare o a non fare la cabinovia. C'è ancora una telefonata, sentiamo la telefonata sì, e poi perché erano interessanti. E poi rispondiamo. Spero di ricordarmene. No, ma teniamo tutto a mente. Ci sono io qua che... Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, dottor Bosazzi. Buongiorno. Buongiorno al consigliere Russo, sono Buongiorno. Oscar. Vorrei fare una domanda al consigliere, che è semplicemente questa. Il parere della sovrintendenza, consigliere Russo, è vincolante il progetto che la sovrintendenza ha visionato, cioè quello provvisorio, oppure è vincolante anche al progetto dell'Ovovia per quanto riguarda il progetto definitivo e definitivo esecutivo? Ecco, con il variare dei vari progetti rimane sempre la medesima risposta da parte della sovrintendenza o la sovrintendenza cambierà le risposte in base ai progetti presentati? La ringrazio e buona giornata. Grazie anche a lei. Credo che possiamo mettere... Assolutamente sì, ma io mi aggancio proprio a questa domanda che credo sia perfetta, anzi ringrazio veramente chi ha telefonato perché mette il dito sul punto esatto. Io ovviamente non sono la sovrintendenza, non mi siederò ai tavoli tecnici, è bene che parlino i tecnici, io sto cercando semplicemente di leggere, che vorrei che la politica magari stesse un attimo indietro e leggessimo soltanto le carte tecniche. Ma perché io credo che sia definitivo? Perché ho detto che per me è tombale aver visionato questo parere tecnico. Perché è vero che la sovrintendenza, e lo ha fatto, se si leggono molte carte, abbiamo spulciato centinaia e centinaia di pagine per trovare questi documenti, è vero che la sovrintendenza interviene di volta in volta, il comune presenta un progetto, poi lo modifica e di volta in volta si chiedono pareri, si dialoga tra istituzioni come è giusto che sia. Perché io credo che questo che è stato scritto sia definitivo? Perché è vero che la sovrintendenza di nuovo sarà chiamata ad esprimersi quando ci saranno i progetti. Tenga conto che ancora siamo in una fase di progetto non esecutivo, quindi siamo ancora molto lontani dall'eventualità di poter dare in mano a un'azienda la costruzione. Però quello che c'è scritto, cioè quello che ricordavo prima, cioè il fatto che la sovrintendenza dice ci sono dei vincoli insuperati e insuperabili rispetto alla convivenza tra l'Ovovia e Porto Vecchio. Cioè in Porto Vecchio ci sono alcune cose che qualunque progetto si faccia non si potranno mai fare. Cioè mettere delle stazioni di arrivo e di partenza che chiudano la vista dei viali monumentali, quella cosa lì non si può fare, né alti né bassi né larghi né gialli né di legno, quella roba non si può fare. Mettere dei piloni e mettere dei fili, delle funi con delle cabine che passano, quella roba lì non si può fare. Tanto è vero che la sovrintendenza dice l'unica alternativa possibile in Porto Vecchio sono il vecchio tram, gomma, robe elettriche e così via. Ma a terra non si può fare altro.
Allora, per rispondere alla domanda, io credo, ripeto, non sono un tecnico, ma provo a leggere le carte, qualunque sia il progetto che verrà presentato, o si toglie la cabinovia dalla parte di Portovecchio almeno, perché l'osservazione è su Portovecchio in particolare, oppure qualunque progetto il Comune presenterà sarà bocciato. E questo io credo sia un regalo che la sovrintendenza ha fatto al Comune. Dice, non è definitiva questa cosa, ma ti avverto, ti do un consiglio, proprio per non sprecare il tempo, perché l'altra cosa importante, io sono reduce da un viaggio di 2 giorni a Roma, sono andato anche al Ministero dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti dice ancora che in queste settimane si stanno ancora modificando dei progetti che stanno sullo stesso fondo di finanziamento in cui c'è l'Ovovia. Quindi, e rispondo anche alla telefonata, perché noi continuiamo a parlare di questa cosa con i tanti problemi? Poi non è che parliamo solo di questo, parliamo di tram, parliamo di piscina terapeutica, parliamo dello Stadio Rocco, parliamo di tutte le cose che purtroppo non funzionano. Ma questo perché è particolarmente importante? Perché ci sono in ballo più di 60 milioni. Cioè, io quello che vorrei far capire è che questo intestardimento del sindaco, come se il sindaco, come dire, che ormai sta finendo il suo lungo regno su Trieste, volesse lasciare, no, in eredità un grande progetto, no, che porti il suo nome. Il problema è che siete intestardito su un progetto che non funziona e che se non lo fermiamo in tempo ci fa perdere 60 milioni. Ma voi pensate se non ascoltassimo la sovrintendenza e andassimo fino alla fine, poi a un giorno il sindaco si siede al tavolo e dice, la sovrintendenza gli dice no guarda ti avevo avvertito ma tu l'Ovovia in Portovecchio non puoi farlo. A quel punto noi li abbiamo definitivamente persi quei soldi. Oggi, cito il caso di Piacenza, cito quello di Roma, cito il doppio progetto di Genova, sono state fatte delle modifiche importanti in corsa. Noi siamo ancora in tempo, tecnicamente se volete posso spiegarlo, ma insomma, ci sono altre sedi, per cui in altre città sul nostro stesso fondo di finanziamento stanno, quindi anche qui il centrodestra del Comune dice no, se non, o questo o morte. La verità è che si può ancora cambiare e questo è il senso e l'importanza. C'è una cosa che io proverei a dire stamattina, c'è il presidente Fedriga, non so se lei l'ha citato, è intervenuto anche lui stamattina. Io vorrei che si ascoltasse il presidente Fedriga, anche se non è della mia parte politica. Il presidente Fedriga dice una cosa molto semplice, dice una cosa è la scelta politica, ma poi è la parte tecnica che si esprime. E quindi è una normale interlocuzione, ma il Presidente dice lasciate lavorare i tecnici e questa è una critica diretta, io credo, al sindaco di Piazza che andò qualche mese fa a Roma dicendo parlo con il ministro perché metta in riga i tecnici che non mi danno il parere favorevole sull'Ovovia. Ecco, questo è il rapporto sbagliato. Io non voglio entrare nelle scelte, si siederanno i tecnici al tavolo. Io so che però oggi questo documento che è stato tenuto nascosto dice delle cose dalle quali io credo sia impossibile tornare indietro e che sono un avvertimento, un consiglio che tutta la politica deve ascoltare. Il presidente Fedriga oggi fa un lungo intervento, non dice mai io sono a favore dell'Ovovia, mi sembra indicativo, no? Dopo mesi in cui invece ha sostenuto il sindaco di Piazza, non lo dice, se uno legge questa cosa non c'è più, e dice lasciate parlare i tecnici. Mi pare una critica fatta istituzionalmente in maniera seria, perché il presidente Fedriga sa essere equilibrato, ma è l'ennesimo avvertimento che il sindaco di Piazza dovrebbe ascoltare. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno a tutti e due, ciao Buongiorno. Francisco. Io volevo ricordare, ma tanto spero che tutti lo sappiano, che oggi è un giorno della memoria, che io porto un enorme rispetto e porto un enorme rispetto anche per tutte quelle vittime del fascismo che non sono mai nominate perché non hanno un giorno della memoria. Perché in Italia la memoria dicono sia condivisa, ma io non sento mai parlare della memoria condivisa. È come se l'Italia non ha mai fatto il conto con quello che ha fatto al tempo del fascismo. Io penso che sarebbe ora che l'Italia conoscesse anche tutte le realtà delle nostre terre qua e anche per un'enorme forma di rispetto proprio e anche di civiltà. E secondo punto volevo dire che a me preoccupa questa strana riforma che hanno fatto adesso perché per me l'Italia non è più unita, cioè abbiamo tante piccole, non più regioni, ma tanti piccoli staterelli dal mio punto di vista. Cioè poi non so,
ci sono i soldini, non ci sono i soldini, cioè paghiamo le tasse solo chi ha una busta paga, chi ha una pensione, tutto il resto è così, fumo, non so. Cioè a me queste cose preoccupano anche perché non puoi più curarti. Io ho provato sulla mia pelle e sinceramente dico, non lo so dove stiamo andando, a me questo preoccupa e non so se si può cambiare qualcosa, però io penso che sia veramente demente, una demenza incredibile in questi ultimi anni. Grazie, buona giornata. Okay. Ringrazio, tanti temi e tanti importanti. Io faccio una riflessione proprio partendo anch'io dal ricordo della giornata importante. Da professore e da genitore, io davvero vorrei che queste giornate, la giornata della memoria, la giornata del ricordo, le tante giornate che ci spingono a guardare al passato, aiutino soprattutto le nuove generazioni a imparare dagli errori del Novecento e a non replicarli, perché purtroppo quando le generazioni passano la memoria non c'è più, non è né condivisa né c'è proprio smemoratezza e il rischio di rifare alcuni errori in forme nuove. Poi non tornerà il fascismo, ma ci sono dei rischi che possono essere. Quindi l'auspicio intanto è grande rispetto e grande ricordo per chi ha sofferto per i totalitarismi del Novecento, perché sono stati fatti cose terribili da molte parti e l'Europa purtroppo è stata incubatrice di tanto, ma soprattutto la capacità di guardare il futuro. Io vorrei che noi non dimenticassimo e non perdessimo una cosa di quegli anni del dopoguerra. Gli anni del dopoguerra sono stati gli anni della Costituzione, anni difficilissimi in cui l'Italia era un paese poverissimo, ma aveva voglia di ripartire. Ed è ripartita con una grandissima Costituzione e con una grande voglia di partecipazione e di impegno per il Paese. In pochi decenni siamo diventati una delle potenze mondiali economiche e non era così scontato. A noi sembra normale vivere nel benessere, ma noi oggi potremmo essere un paese di seconda, di terza fila se chi ci ha governato e se gli italiani di quegli anni non avessero fatto lo sforzo che hanno fatto i nostri nonni. Credo non sapessero cosa erano le vacanze, lavoravano 7 giorni su 7, insomma c'era un impegno grande. E ci hanno regalato due cose, io credo. La prima, il senso della partecipazione. La democrazia esiste, diceva De Gasperi, se ciascuno di noi ci mette un piccolo contributo, un'ora al giorno per contribuire alla vita della propria comunità. E questo si può fare facendo politica, facendo sindacato, ma soprattutto facendo volontariato, impegnandosi ad andare a insegnare a giocare a pallone ai bambini o andando a dare una mano alle persone che ne hanno più bisogno. Ecco, quel senso di comunità che rischiamo un po' di perdere, ma che ci ha tenuto uniti, anche tutti insieme, anche tra le diverse regioni. E poi alcuni capisaldi della nostra comunità. L'unità nazionale era uno di questi, con un regionalismo che va studiato perché c'è troppa differenza tra nord e sud, ci sono tanti sprechi, quindi bisogna trovare il modo di risolverli, ma non spaccando il paese, e poi tenendo fermi quelli che sono i pilastri. I due pilastri, per me che insegno, sono sicuramente la scuola, che è il luogo che garantisce a tutto, che ha garantito a tante persone di partire da condizioni familiari e economiche svantaggiate e crescere economicamente e socialmente, la scala sociale, e poi la sanità, che è il vero dramma. Ecco, su questo prima ho lodato il Presidente Fedriga, su questo ci troviamo assolutamente divisi. Il Presidente Fedriga e la sua giunta stanno svendendo la sanità regionale, stanno privatizzando la sanità e oggi, come veniva ricordato da telefonate, da molte telefonate, ogni volta in cui vengo emergono, oggi è più difficile curarsi. Per chi non ha soldi per curarsi in privato, oggi è sempre più difficile. Liste d'attesa, medicine che vanno pagate, e questo crea una differenza che non è sostenibile. Quando stiamo male siamo tutti uguali. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola, poi rispondiamo dopo la pubblicità. Pronto? Prego, buongiorno. Pronto, ecco. Buongiorno. Oggi signor Russo, ascolti. Oggi è una giornata triste per me, no? Per me, perché oggi è il giorno della memoria e altro che memoria, mio papà è morto nella Resistenza nel 44, 16 aprile del 44 era della Resistenza, ho ricevuto anche la medaglia d'onore e tutto quanto, però il mio cuore oggi veramente è triste. Mio papà che aveva 33 anni, portato a Dachau, il 16 aprile, con tutti i documenti a casa, 16 aprile
mamma mia, 16 aprile del 44 ed è stato bruciato nel forno crematorio. Allora mi sicuro non dimentico, mi ho 80 anni e non dimentico, vado sempre in risiera, lo vedo anche lei che c'è sempre. Oggi non vado. Domani, signora. Perché, sì, non vado perché è pericoloso, perché c'è tanta gente cattiva. E l'altro anno uguale non sono andato perché era veramente un cinema là. Però è venuto fuori nel canale 5 che tutte le persone che testimoniano che aveva il padre, che i nipoti erano stati, che poi testimoniare, di registrarsi e mandare a mediaset.it canale 5. Mi non posso fare perché internet quelle cose non go. Non posso fare, ma non fa niente. Ecco, oggi bisogna ricordarsi che non succede mai più quel che è successo nella seconda guerra mondiale, le guerre bruttissime, anche adesso con la Palestina, con Israele, basta guerre. Mi ho passato tanto brutto da piccola, mia mamma mi contava tante cose, tutto bombardato, mica avevo 3 anni, mia sorella 1 anno, mia mamma che aveva 20 anni vedova, perché mi sono nata a Rovigno, quella volta era Mussolini, no? E capì? E mio papà si andava nei monti per difendere, era nella resistenza contro il nazifascismo e così a 33 anni che ha perso la vita. Noi era me che faceva il disertore, che scampava. Così che avevamo un papà. Basta. Grazie signora. Grazie mille. Bruttissimo. Grazie mille. Grazie. Purtroppo, nel senso, no, non chiamiamo direttamente la pubblicità dopo questa telefonata, sarebbe anche un po' offensivo. Diciamo giusto 2 parole. Sì, molto velocemente. Intanto un grande abbraccio alla signora. Un invito a raccontare, ecco, insomma, venivano i brividi a noi ad ascoltarla. Credo davvero che, insomma, se anche oggi riuscisse a incontrare qualcuno che non ha vissuto questa storia, mi veniva da dire un 20enne, ma ormai anche chi ha 50 anni è molto lontano da quelle vicende, perché soltanto il vostro racconto, soltanto la vostra commozione può ridarci anche solo in parte la drammaticità. Ha fatto bene a ricordare le guerre. Noi ci siamo dimenticati di cosa significa avere la guerra. Non l'abbiamo fatta e pensiamo che la pace per noi sia un dono eterno. È una cosa invece che è stata conquistata da persone come suo padre e poi da chi ha costruito le condizioni per vivere serenamente. Francia e Germania, ancora dopo la guerra, erano 2 paesi che non si parlavano, quasi come Israele e Palestina oggi. Hanno imparato e abbiamo tutti imparato in Europa a camminare insieme. Questo è il bene più grande, riconoscerci, ascoltarsi, dialogare e aiutare i pezzi di mondo che oggi non riescono a farlo, e sono sempre di più, a imparare ad esempio da quella bella esperienza che l'Europa, che è stata il centro di 2 guerre mondiali del Novecento, oggi invece è un luogo che ha imparato a far stare insieme paesi molto diversi. Dopo la pubblicità. Questo è Paul Renderconto. Allora, siamo sempre in compagnia di Francesco Russo, c'è già una telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, perfettamente. Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei, Bosatti, alla redazione, gentili ospiti e tutti quanti i telespettatori di Sveglia Trieste che in questo momento ci stanno seguendo. Allora, io volevo porre questo quesito al professor Russo. Allora, noi abbiamo un consiglio comunale gestito, diciamo, da un centrodestra. Questo centrodestra si sta, a mio avviso, si sta comportando in maniera ignobile, perché fondamentalmente mantiene una linea pro-Israele, nonostante ci siano tonnellate di informazioni in cui, diciamo, questo è tutto una farsa organizzata dal governo Netanyahu per rubare quel poco che c'è da rubare, anzi quel poco che ha tanto valore ai palestinesi, e questi qua idiotamente insistono in una diciamo, difesa oltranza del governo, di questo governo gangster.
Ecco, io volevo aggiungere una nuova notizia e un nuovo tassello di quello che i sostenitori di questo governo bandito stanno, diciamo, difendendo oltranza. La notizia è questa: l'ho presa dal sito di Blondet, in cui Israele, la versione israeliana, sta lanciando sulle popolazioni palestinesi delle finte latine contenenti, facendo finta che sia qualcosa da bere, nella realtà dei fatti sono degli esplosivi. Vabbè, e questo, per questo da dove lo ha dedotto? Dove l'ho letto? No, non è che l'ho dedotto, c'è tutto scritto. Ma dove? Maurizio Blondet. Maurizio è un giornalista indipendente italiano, è un grosso giornalista italiano che, diciamo, fa delle analisi, diciamo, molto profonde. Maurizio Blondet, d'accordo? L'ha battuto un paio di giorni fa. Lanciano finte latine di beveraggio, nella realtà dei fatti sono degli esplosivi. Questo mi ricorda, visto che siamo nelle zone a memoria, quello che facevano gli americani con noi triestini, che lanciavano le finte penne. Non so se qualcuno se lo ricorda. Ecco, lei che è meridionale, russo, come si può definire questa gente ignobile, diciamo, che sta sostenendo questo bandito al governo? Grazie, buongiorno. Ma buongiorno, il tema è complesso, noi dobbiamo ricordare in questo momento, proprio ripartendo dalla telefonata che abbiamo sentito, il nostro no alla guerra, che è un no difficile da dire perché le cause delle guerre non stanno mai tutte dalla stessa parte. Noi in questa situazione del conflitto di Gaza dobbiamo comunque ricordare come è iniziato. È iniziato con un attacco terroristico che ha ucciso più di 1000 persone in una popolazione, quella israeliana, molto più piccola di quella italiana. È come se in Italia se ne fossero uccise in un colpo solo 10.000. E oggi, ricordiamo, ci sono ancora, credo, 150 ostaggi israeliani in mano di Hamas. L'errore iniziale è stato, io credo, quello di non distinguere Hamas, che è un gruppo terroristico contro il quale credo nessuno di noi abbia dubbio si debba combattere, rispetto a quello che succede a Gaza, dove 20 anni di errori anche da parte di Israele, perché è chiaro che il governo Netanyahu, per quanto mi riguarda, è un governo che non ha costruito le condizioni per la pace e qualche volta ha lasciato invece che le frange più estremiste della società israeliana. Io leggo e continuo a leggere di tanti intellettuali israeliani che sono per la costruzione di due stati, di una situazione di pace, quella che è stata costruita. Io davvero, prima citavo Germania e Francia, se si rilegge il dibattito anche culturale sui giornali francesi e tedeschi degli anni 40, immediatamente dopo la guerra, i toni che vengono usati sono di un odio che è riconducibile a quello che noi oggi troviamo tra israeliani e palestinesi. Allora, io non so se è vero che Israele lanci le lattine, io credo che lo Stato di Israele non lo faccia, non possa farlo, sarebbe condannato a livello internazionale, non escludo che lo faccia qualcun altro. In guerra da una parte e dall'altra si fanno le cose più terribili. Abbiamo letto cosa è stato fatto agli israeliani uccisi da Hamas appunto nel corso delle anziani, donne, bambini, inutili stragi, inutili sofferenze, quelle che porta la guerra, che ci ricordava la signora di prima. Allora io spero che lì le armi possano tacere presto, perché io credo che Israele abbia il diritto di difendersi, ma abbia in questo momento una responsabilità, la responsabilità di un paese democratico, di un paese occidentale, di un paese civile, di un governo che deve saper dimostrare di essere più forte della barbarie di chi lo ha per lunghi decenni accerchiato. Sentivo uno storico, un giornalista importante, proprio ieri dire che l'esito che lui auspica e che vede forse non così lontano è che Israele decida unilateralmente di sospendere ogni attacco. Che Israele possa dire: da questo momento noi non spariamo più un colpo, qualunque cosa succeda. Noi sappiamo che Hamas da Gaza fa partire decine e decine di razzi ogni giorno, perché purtroppo
donne e bambini palestinesi a Gaza muoiono negli ospedali per fame, addirittura cose che non sono sostenibili. Ma poi sappiamo che poi i soldi per costruire i tunnel, per continuare a sparare ci sono. Quindi distinguere, smettere di sparare e chiedere immediatamente che Hamas liberi tutti gli ostaggi e poi costruire le condizioni perché si riparta, si ricostruisca, si trovino le forme anche giuridiche o per separare quelle due realtà, ma allora l'Europa mandi, ho visto il nostro ministro, è una maggioranza che non mi piace, ma il nostro ministro ha detto che siamo disponibili a far parte di un contingente di pace. L'Europa deve mandare i suoi soldati o l'ONU con i caschi blu a mettersi in mezzo, a garantire che quelle persone possano vivere in pace da una parte e dall'altra del confine, eliminando e isolando gli estremisti, nell'una e nell'altra società. Ricordando però, insomma, e per questo io faccio fatica, insomma, andrò a cercare anch'io cosa è stato scritto, ma che uno Stato democratico possa fare le cose che sono state dette in guerra. Molte cose si possono fare, ma alcune per fortuna no. E quindi io spero che non sia vero, ma soprattutto che quanto prima si possa far tacere le armi. E non è destra o sinistra, in questo credo che tutta l'Italia debba chiedere pace per quel territorio, garantire a Israele la propria sopravvivenza e garantire un futuro di pace e di sviluppo e di serenità al popolo palestinese. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Clara. Buongiorno. Io sinceramente ho sentito la signora prima, siccome abitavo a 500 metri dalla risiera, ero piccolissima ovviamente, sono nata in mezzo alla seconda guerra mondiale, succedevano delle cose atroci. Guardi che mia madre ha avuto il coraggio di dirmi: guarda, vedi, adesso vedi, 2 volte per settimana si alza il fumo dalla risiera. E voi immaginate cosa succedeva. Cose atroci. Quando vedo sta gente che va in piazza, che sono contro gli ebrei, eccetera, mi viene male. Perché non è possibile non ricordare queste cose. Mio padre non è morto in guerra, per fortuna, era a Trieste ed è rimasto, però sono successe delle cose atroci. Come si può andare in piazza a festeggiare quasi? Non so, ci sono delle cose che la gente nessuno li ha istruiti, nessuno ha raccontato queste cose. Sì, io mi sono un po' lamentata giorni fa, ho detto ma sì, ma allora te sono fascista. Cavolo, io non so che cos'è il fascismo, nessuno me l'ha insegnato, no, e non so neanche cosa sia la monarchia. Io non ho vissuto con questo, ma la storia a me, quando sono andata a scuola, non me ne ha parlato. Perché è da poco che ne parlano. Dovevano cominciare prima o non cominciare mai. O non cominciare mai, questo dico, guardi. Ad ogni modo, le cose atroci che sono successe, io spero che non succedano più. Ammazzare bambini, far patire la fame agli altri, non va neanche bene, come ha detto il professor Russo. Però per l'amor del cielo, insegnate a questi giovani, insegnate, mettete nei social, mettete dove volete, quelli che io non ascolto naturalmente. Scusatemi, ma veramente la signora mi ha emozionato. Buongiorno. Ok, grazie signora. Qui c'è un altro, logicamente, poi questa allora, solo 30 secondi alla signora. Da storico ringrazio anche lei, dico che sì, si è cominciato tardi, ma invece continuiamo a farlo, continuiamo a ricordare perché dobbiamo insegnare che la pace è il valore più grande. Quando c'è la pace ci si può dividere sulle cose piccole, si può litigare anche sull'ovovia, insomma, no? Perché sono cose importantissime per una comunità, ma non mettiamo in discussione. Quando si arriva a imbracciare le armi, a considerare nemico il tuo vicino di casa, è successo nella vicina Jugoslavia, non tanti anni fa ormai, e sta succedendo, non c'è solo Israele e Palestina, c'è l'Ucraina di cui non ci dimentichiamo, 2 popoli che erano fratelli, perché ucraini e russi parlano la stessa lingua,
l'Ucraina è la casa madre della cultura russa. Eppure si sparano, eppure stanno da 2 anni facendo le cose più atroci anche lì, perché quando parte la guerra non ci si ferma più. E quindi l'invito veramente anche a queste persone che hanno una memoria personale a condividerla. E domani, perché il giorno della memoria viene ricordato in Risiera domani con tutte le istituzioni, venite, rispetto anche all'anno scorso sono state create delle vie di fuga, è stato organizzato meglio, ecco, l'anno scorso forse il Comune aveva organizzato non benissimo la cosa, c'erano stati un po' di disordini, quest'anno la cosa è stata fatta, io spero, meglio, e quindi è importante invece che siamo in tanti, chi ha visto e magari chi si porta il proprio nipote perché i giovani abbiano e sentano, perché quando si entra in Risiera è impossibile non sentire un brivido nella schiena, che capiscano insomma che quelle sofferenze devono ricordarci ogni giorno che i nostri conflitti sì sono importanti, ma devono rimanere dentro quell'alveo della democrazia che i nostri padri ci hanno insegnato, proprio perché loro la guerra l'avevano vissuta. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno a lei e suo ospite. Volevo chiedere una cosa, sia a voi di Tele4 sia al signor Russo, e lo chiederò anche ad altri politici, se riuscirò a prendere la linea. Riguarda la sanità. L'altro giorno ho sentito, seguivo un programma così, al pomeriggio, parlavano della sanità. Che se tu, e vorrei chiedere questo a voi, sia a Tele4 sia al signor Russo, se potete fare una cosa più chiara. Se tu hai una prestazione medica che ti dice averla in 10 giorni, 30 giorni, se hai una data che non puoi... Io sono un paziente oncologico, ho delle visite da fare di controllo, mi hanno dato a 30 giorni. Me l'hanno dato un'ecografia dopo 3 mesi, 4 mesi. Seguivo questa trasmissione che ha detto che se il servizio sanitario non riesce a dare nei 30 giorni prestabiliti, tu puoi andare da un privato e ti verrà rimborsata la spesa. Questo l'ho sentito dire in una trasmissione da un sindacato dei medici, mi sembra. Ecco. Vorrei chiedere a voi di Tele4 e al signor Russo, di quello che è possibile, che avete più mesi per di spiegare bene com'è questa situazione, che servirebbe a me come tante altre persone che hanno questo problema. Cioè, perché anche così è comunque un forzare la mano a mettere in mano alla sanità. Sì, ma confermo che è vero. Ci sono... Sì, ma vorrei sapere com'è la procedura. Se lei mi scrive una mail all'indirizzo della regione, francesco.russo@regione.fvg.it, le rispondo senz'altro. È un'opportunità che c'è, l'abbiamo raccontata anche come Partito Democratico. Sì, noi speriamo sia soprattutto uno strumento per mettere l'attuale dirigenza, insomma, che sembra non capire l'emergenza di tante persone, insomma, come sì, noto. Ma io chiedo anche a Tele4 se potrebbero mandare più spesso questa informazione, così anche tante più persone potrebbero usufruire di questa cosa qua. Li metti comunque alle strette, comunque li obbliga a fare qualcosa, perché se tutti cominciano a chiedere rimborsi, penso che qualcosa dovrà muoversi un po' di più. Questo sì. Chiedevo io. Sì, purtroppo è così, ma solo in parte, perché per esempio una delle risposte che la sanità oggi e questo centrodestra tentano di dire è: siccome non funziona la sanità pubblica, diamo in mano la sanità privata. Però è una non risposta, perché è un sistema che così sta distruggendo il nostro sistema pubblico. Penso alle difficoltà che vive Cattinara, insomma, anch'io ahimè ho avuto... Mi scusi signor Russo, non faccia politica adesso, che a me non interessa, io devo sapere questa cosa pratica. No, ma non è politica, non è politica, perché se lei... qualcuno dica chiaramente, devi fare una mail a questo, se mi manda... Per i poveri idioti come sono io, cosa devo fare per poter fare questa cosa qua? Se mi manda una mail le rispondo, però guardi, quando parliamo di sanità non è politica, se c'è un tema su cui destra e sinistra non possono dividersi è la sanità, perché quando lei ed io abbiamo bisogno di una TAC o di una risonanza o di un'ecografia, non ci interessa chi governa. Ci io interessa... sono uno di quelli che non va più a votare. Ci interessa, ho capito, ma quelli che non vanno più a votare, però poi non possono lamentarsi
Perché non mi lamento, chiedo solo se è possibile sapere. Le ho già risposto. Se è possibile sapere questa cosa. Le ho già risposto. Se mi scrive le mando tutte le mi cose. scusi, senta, e forse più a Tele4 chiedo di poter mandare più spesso questa informazione a tanti. Perché non è un caso che riguarda solo me, riguarda tantissime persone. Vedremo se anche noi potrebbe mandare più spesso. Se vuoi avere questa cosa qua devi fare. Vediamo anche noi di occuparci della cosa. Vi ringrazio e auguro una buona giornata. Grazie. Allora, Però io invito queste persone e tutti quelli che hanno a che fare con la sanità, è capitato anche a me, a dire alla politica che vogliono che funziona il sistema pubblico, perché non ci sono risorse infinite. Non è che se questa norma esiste, ma se io non posso fare un esame e vado nel privato e poi devo essere rimborsato, può succedere una volta, 2 volte, 10 volte. Se succede 20.000 volte, 100.000 volte, il sistema pubblico salta perché non ci sono soldi infiniti. Perché? Perché alla lunga il sistema privato costa di più di quello pubblico. In America, dove il sistema è prevalentemente privato, la spesa complessiva per ciascun cittadino è quasi 4 volte quella che abbiamo noi in Italia. E gli americani ci invidiano la nostra sanità, perché invidiano il fatto che se stiamo male certo. Andiamo in ospedale, bene o male ci curano. Poi lì ci sono mazzate. Quindi battiamoci tutti, a prescindere dal colore politico, per la sanità pubblica. Tiriamo le orecchie ai politici che dicono beh ma farà il privato. No, non deve fare il privato, deve fare una buona sanità pubblica. Poi il privato convenzionato può aiutarci, come succede oggi, per le cose minori, per fare gli esami del sangue, per alcune visite, ma la centralità del sistema deve essere pubblico. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Abbiamo ancora un tentativo. Pronto? Buongiorno. Eccoci, pronto? Sì, posso parlare? Come no? Sto guardando la televisione. Buongiorno. È abbastanza ovvio, prego. Sì, buongiorno. Mi scusi, ma non ho molta facilità perché non ho mai telefonato. In genere quando abbassi il volume, forse questo, abbassi il volume della televisione, signora, così. Ah, ok. Dove andava adesso? Aspetta un attimo. Sì. Sono anche lenta. Pure. Bon, adesso posso? Sì. La ascoltiamo, signora. Senta una cosa, io voglio parlare con tutti e due, sia con lei che con l'ospite. Okay. E lavoro in sanità. E credo che tutti sappiano che molti soldini tirati via a noi come operatori si sono dati per mandare ai privati per mandare avanti le liste di attesa. Naturalmente i privati sono nel nostro aiuto, così la traducono la cosa, no? E vorrei sapere cosa ne pensate, lei è l'ospite. Naturalmente lei è giornalista, ci siamo conosciuti e un abbraccio alla mamma. Grazie. L'ultimo posto dov'era? Grazie. Ok? Si è ripresa. Un bacio e un abbraccio alla mamma e un saluto a tutti voi due. Okay. Che ne pensate? Perché i privati ci aiutano, niente da dire, per l'amor di Dio, però i soldini, posso dire, noi ci stiamo un po', non è facile dire, un po' massacrando, Okay. Facciamola così. Okay? Allora, senza nulla togliere, per l'amor di Dio, chi lavora in Fariera, niente da dire, per l'amor di Dio. Allora, io ringrazio la signora, tra l'altro apro e chiudo una minima, mia mamma è stata ricoverata un 4-5 giorni nella RSA San Giusto ed è tornata a casa, sta bene e devo dire la verità, l'assistenza che ha avuto in quei 4-5 giorni è stata davvero esemplare. Straordinario, è capitato anche a me di verificare, veramente un sulla questione io do la parola a lei, ecco, insomma. Perché... come dicevo, voglio essere molto chiaro, no? Perché la dimensione anche del privato in sanità è importante. Abbiamo delle grandi eccellenze anche sul nostro territorio, insomma, molti conoscono la Salus, delle realtà in cui magari vanno a fare la radiologia e così via. Quello che voglio ricordare è che i nostri padri hanno costruito
veramente uno di quelli che viene considerato uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, ma noi a Trieste abbiamo sperimentato, pensiamo, noi siamo tutti cresciuti grazie all'eccellenza del Burlo. Il Burlo è uno dei punti di riferimento ed è una struttura tutta pubblica, i nostri ospedali, i nostri primari, pensiamo alla cardiologia, pensiamo al grande professor Camerini, e tutto grazie a degli investimenti mirati a delle persone di qualità e all'idea che uno dei compiti principali dello Stato è occuparsi della salute delle persone, perché quando io sto male, che io sia ricco o povero, devo avere gli stessi diritti. Sì. Mi ricordo l'orgoglio tanti anni fa quando lessi che perfino Gianni Agnelli, per trovare il miglior chirurgo, dovette ricoverarsi in un ospedale pubblico e non in una super clinica privata, magari svizzera o americana. Allora, questo è il sistema che ci è stato consegnato. Cosa è successo negli ultimi anni? È stato successo che si è un po' sfilacciato, che c'è stata meno attenzione e che si è detto ma insomma non è tanto importante, no? Magari diamo dei pezzi ad altri e lasciamo che le cose vadano. Poi il Covid sicuramente non ha aiutato, ma oggi la battaglia da fare è proprio quella di dire manteniamo le grandi specializzazioni, la grande centralità, gli ospedali, il lavoro sul territorio. Pensiamo, no, in questi giorni il sindaco ha provato a raccontare l'altra sera a Ring che avere 4 consultori o 2 consultori è la stessa cosa, anzi meglio 2 perché sono meglio organizzati. Ma come si fa a dire? Perché poi l'ha detto, gli è un po' scappato. Beh, siccome nei 4 c'era poca gente perché avevano tolto un medico e poi veniva meno lo psicologo e poi allora li abbiamo compattati. E vabbè, ma l'errore qual è stato? È stato quello di togliere il personale. Quei 4 consultori funzionavano ed erano vicini al territorio. Le persone hanno bisogno di trovare delle soluzioni, delle situazioni di accoglienza e di cura vicino a casa propria. Lo stesso vale per i distretti, non si può ridurre i distretti e pensare di farne uno da una parte e per chi va in Carso deve andare a Muggia o viceversa, insomma, no? E allora il dato è sempre quello. C'è un'idea di sostanziale centralità del pubblico in cui il privato ha il 5, il 7, l'8, il 10% e lavorano insieme, come è stato a lungo, no? Sono complementari. E un'altra idea è di dire, sbracchiamo, lasciamo al libero mercato e come in Lombardia oggi il 50% delle strutture sono private. Cosa succede? Alla lunga il prezzo lo fa il privato, il sistema pubblico non avrà più le risorse per mantenere, per pagare tutta questa cosa e finirà, come molto spesso succede già oggi, che davanti all'impossibilità di aspettare 2 mesi, 3 mesi, 2 anni per una visita o per un'operazione o soltanto anche per una radiografia, e allora la gente va a pagare. Ma chi può pagare paga, chi non può pagare non si cura più. Ed è una cosa che non era mai successa, insomma, a me le persone fermano per strada e dice per la prima volta nella mia vita io ho paura con la mia pensione di non pagarmi le medicine che mi servono e questo credo sia inaccettabile. Allora, abbiamo ancora una telefonata, siamo già oltre, vediamo se chi è in linea è proprio rapidissimo, se riesce a porre la domanda in 10 secondi. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Figuriamoci, prego. Sul discorso della sanità, è che nessuno vuole dire che non ci sono soldi. Ponga la domanda in 10 secondi. Ponga la domanda in 10 secondi. Non ci sono soldi, è per Perfetto, questo che non la sanità viene ridimensionata continuamente. E non ci sono soldi perché lo Stato 10 secondi sono trascorsi, sfumiamo. Russo, prego. Ma voglio essere chiaro, i soldi secondo me ci sono. Noi abbiamo tra l'altro una spesa sanitaria in cui negli ultimi anni c'è stata una crescita. Anche a livello regionale noi spendiamo di più di quanto spendessimo qualche anno fa, è un problema di efficienza, quello che noi abbiamo detto all'assessore Riccardi a Fedriga, che hanno sbagliato i manager in questo momento sono un problema, lo dicono i medici, lo dicono anche la sanità privata che qualche volta non riesce a rapportarsi, è un problema di efficienza perché le risorse ci sono, i professionisti ci sono, c'è tanta gente che lavora da infermieri, da OS, da medici con una grandissima dedizione. I soldi ancora oggi ci sono, vanno spesi meglio, perché con la scusa che non ci sono i soldi poi si fa fare il privato e come dicevo si spende come negli Stati Uniti 4 volte di più. Molti chiedono, chiudiamo, se può ridare la sua mail del Consiglio regionale. È facile, francesco.russo, quindi nome punto cognome, @regione.fvg.it. Ok, diciamo ancora una volta se qualcuno... francesco.russo @
regione.fvg.it. Comunque, se qualcuno apre il sito del Consiglio regionale, cerca l'elenco del vicepresidente o l'elenco dei consiglieri, mi trova. Grazie a Francesco Russo. E se no Bosazzi sicuramente poi dai i miei contatti. L'ho già memorizzata. Grazie a Francesco Russo buon per weekend essere a tutti stato con noi, buon lavoro. E buon giorno alla memoria. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento e poi cambiamo ospite. Settimana che la ritornata. Allora, cambio di ospite nel senso che, come abbiamo annunciato, ho sbagliato prima, pensavo che lei venisse dalle 8 alle 9 e quindi ho dato l'indicazione sbagliata. È con noi Anastasia D'Oglia, che è capogruppo per Forza Italia nella quarta circoscrizione, che è quella tra l'altro dove siamo noi a Tele4, che comprende anche via Besenghi, eccetera. Diamo, consigliere, giusto un attimo i confini della circoscrizione. Della quarta circoscrizione, allora è molto grande come zona, partiamo da metà di via Udine, l'inizio di via Commerciale, la zona della stazione, per continuare, non so, fino a metà via Battisti, metà via 20 settembre, via Crispi, per andare poi a proseguire tutto il centro storico, Cittavecchia, Corso Italia, Cavana, per proseguire fino appunto Rione di San Vito a Viale Campelisi, altezza della PAM, come le vie sotto, via Fonbrook. Quindi è la più popolosa? È la più popolosa, forse anche più grande come estensione. Come estensione, assolutamente. Allora, cominciamo subito con una questione che so, quantomeno fino a qualche tempo fa, la teneva molto a questa faccenda, che è la questione del giardino di via Boccaccio. Per come la vedo io, quel giardino, quella piazza che viene a crearsi, anche insomma non è una piazza, però come tale si può configurare, è una delle zone, per mio conto, più belle della città, perché le architetture che affacciano su quella piazza, oltretutto mi sembra che tutte quante siano state rimesse a posto, eccetera, sono assolutamente strepitose ed è un luogo bellissimo. Com'è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte, allora, Palazzi bene, come abbiamo detto assieme, ma eravamo andati anche insieme, abbiamo fatto l'intervista qualche anno fa. Adesso sono molto soddisfatta perché avevo presentato una mozione inerente anche a tutta la storia dei marciapiedi limitrofi al giardino e i lavori stanno proseguendo a pieno ritmo. Faccio solo un appello ai cittadini, perché antistante al giardino c'è uno stallo per biciclette. Chi l'avesse depositata in questo periodo è pregato di rimuoverla temporaneamente, perché dovranno intervenire per asfaltare il marciapiede e se non vengono rimosse entro un certo periodo purtroppo la polizia locale sarà costretta a portarle via. Quindi anche questo ha un minimo di attenzione per i residenti se hanno ancora lì la bicicletta. Per il resto verrà asfaltato tutto il perimetro che costeggia appunto la via Boccaccio, che comprende anche l'ingresso principale del giardino. Poi hanno rimesso a posto l'area verde, hanno riparato uno dei giochini che aveva subito alcuni danni tempo fa. Adesso ho parlato anche con la polizia locale, ho richiesto un intervento di telecamere, perché proprio anche sappiamo che c'è l'altro problema in quella tutti i giardini di Trieste. Adesso magari in futuro, perché anche il Comune si sta dotando anche di nuove tipologie di telecamere, speriamo, magari non dico nell'immediato, ma fra un anno o due, che si possa realizzare anche questo. Allora c'è una sentiamo la telefonata, perché non voglio lasciare ad aspettare troppo i telespettatori. Buongiorno. Buongiorno, volevo parlare di Piazza Libertà, dove io abito. Praticamente di sera porto il cane verso le 11 e c'è in piazza una sporcizia totale, residui di cibo per terra, scorze di arancio, di uova sode, che sono i residui dei cibi dei profughi. Allora io dico questo, le gattare hanno l'obbligo di tenere pulito dove c'è la loro colonia di gatti. Perché non si fa uguale con questi volontari che portano il cibo in Piazza Libertà ai profughi? O devono a loro dire ti do da mangiare ma butti nel bottino,
oppure dovrebbero pulire loro. Sa che di sera dalla zona stazione o silo attraversano le pantigane per venire a mangiare i residui di cibo in Piazza Libertà? È uno schifo, no? Primo. Secondo, i profughi hanno rotto e hanno di nuovo rotto la seconda volta il recinto attorno alla statua di Sissi. I volontari vedono e fanno finta di non vedere. Terzo, qualche volta posteggiano la macchina o anche un camper in Piazza Libertà. Cosa loro possono farlo? Se vado io mi danno la multa subito, no? Loro invece possono fare queste cose? Ok. Non so. Okay. E comunque dovrebbero dare l'obbligo come per le gattare. Mia mamma è stata gattara per tanti anni, aveva l'obbligo di tenere tutto pulito, dava da mangiare ai gatti e poi portava via tutto, i residui di cibo, quell'altro. Ma le dovrebbero fare questi volontari in Piazza Libertà. Non è che possono fare tutto quel cavolo che vogliono loro, no? Non mi sembra giusto. Ok. È corretto, io capisco capisco, non riesco nemmeno ad immaginare, perché non abitando in quella zona non mi permetto nemmeno di, come dire, immaginare il disagio della signora. Soltanto, ecco, in ogni caso fare il paragone tra le gattare e chi porta comunque del cibo a delle persone che, lasciamo perdere ogni altro discorso, ma sono comunque in difficoltà, avrei scelto un altro paragone, ma insomma non è questo il problema. Anche perché magari i volontari loro portano il cibo, ma magari non stanno lì tutto il tempo, se ne vanno e poi chi consuma il cibo magari alla fine dovrebbe riporlo negli appositi cestini, che poi non è che manchino lì purtroppo. È che come sempre è il discorso del senso civico di ognuno di noi. Sono d'accordissima con la signora, perché anch'io abito là vicino, la sporcizia non ci piace, però non possiamo puntare il dito sulle volontarie, perché appunto magari chissà se sono presenti alla fine della consumazione del pasto e stanno lì magari a dare un aiuto, mettete via, ecco, magari sono già andate a casa, per cui... Però ecco, Piazza della Libertà è comunque paradigmatica, no? Di tante cose. Hanno tentato di fare più volte delle pulizie, cercano di anche mandare il servizio appunto di spazzamento eccetera, però essendo un continuo non è facile a qualsiasi ora del giorno e della notte ripulirlo. Speriamo che in futuro si trovi anche una zona dove mettere queste persone, magari un po' più dignitosa, e lasciare pulita la piazza, anche perché proprio antistante la nostra stazione centrale, e quando arriva il turista non è un bel biglietto da visita. È un colpo d'occhio notevole, diciamo, sì. La piazza come è strutturata. C'è esatto. Comunque è attenzionata in continuazione. Allora, no, c'è una mail che volevo leggerle perché può essere un buono spunto. Dice il signor Nevio, la città veniva amministrata meglio quando aveva i suoi dipendenti che facevano le manutenzioni ordinarie con i suoi giardinieri, con personale nei settori. In città le cose sono peggiorate, avevamo le fontane d'acqua, un tram che andava vicino, uno stadio agibile con sindaci all'altezza della situazione, dice questo. Cioè, c'è una parte politica, logicamente, in questo commento, poi però c'è una parte che merita una riflessione. Allora adesso c'è il solito intasamento, perché c'è una telefonata in linea e deve arrivare la pubblicità. Allora io, per non far stare in linea il telespettatore, lo faccio parlare subito, gli risponderemo o le risponderemo durante la pubblicità e poi affronteremo anche l'altro argomento. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Buongiorno. Sì, prego. Volevo parlare con la consiglieri, no? O l'ho riferiti voi altre. Prego. Come mai che questa città è diventata una schifezza? Di spazzatura, di sporcizia dei cani, più tutti i marciapiedi, tutte le strade sono rotte. Io sono caduta 2 volte sotto casa mia e tutta la zona di via Gambini, piazza Garibaldi, via Donadoni, sono i marciapiedi tutti rotti. Ma è possibile, con tutte le tasse che noi paghiamo, che dobbiamo avere tutta questa schifezza nella nostra città? Non trovo giusto. E allora che si mettono in testa di fare tutte queste riparazioni, perché se io mi faccio male denuncio a tutti quelli che sono in comune.
Okay. La ringrazio. Grazie. Grazie signora. Allora andiamo in pubblicità e poi rispondiamo. L'occhio. Abbastanza inquietante. Allora, rientriamo in studio, dobbiamo rispondere, praticamente in realtà la mail e la telefonata potrebbero anche essere abbastanza simili, insomma, no? A parte la digressione politica alla fine della mail. La soluzione potrebbe essere, mettiamola così, il ripristino di questi come si dice, insomma, che il comune intervenga di suo in determinate cose, sarebbe forse anche più veloce probabilmente. Potrebbe essere più veloce, però appunto bisogna vedere le zone da attenzionare, il personale impiegato, i costi, i tempi, perché comunque la città è grande, non è facile coprire tutto quanto. Dopo sì, anche la sporcizia, il solito discorso è sempre legato al senso civico di ognuno di noi, perché il comune ci mette del suo, perché anche quando per esempio mi mandano foto i residenti di, non so, questa via è tutto sporco per terra, chiamo l'ufficio, mi rispondono dopo 2 ore abbiamo fatto il servizio spazzamento, subito si attivano e mandano qualcuno, perché anche ovviamente non hanno 100 occhi e vedono ogni momento dove venga depositato qualcosa che appunto non andrebbe buttato a terra. E poi capito la marcorda del signor Nevio di anni indietro, ogni giunta fa il suo, qualche giunta si è diciamo distinta per alcune opere che ha fatto, altre giunte hanno compiuto anche più opere a livello macro, per cui non è che da fare un paragone, puntare il dito, quello era meglio di quello, non mi piace cadere in queste dinamiche un po' faziose, ecco. Non voglio parlare male di nessuno e comunque diciamo che l'occhio su tutto c'è, però un attimino basta anche segnalare. Io ho una mail per esempio, anastasia.doglia@comune.trieste.it. Chi avesse piacere, che mi sta seguendo e ha bisogno di segnalare delle cose, ma ad hoc, me le mandi pure. Dopo, se non sono pertinenti alla mia zona, ho comunque una rete di consiglieri, colleghi dalla prima alla settima che posso inoltrare, che magari se ne occupano loro, come la signora che parlava di via Donadoni prima, via Gambini che è caduta. Magari se la signora vuol mandarmi una mail con il punto preciso dove ha trovato, ha malorato il marciapiede, eccetera, si può cercare di risolvere. Tante volte anche basta mandare una mail agli uffici, abbiamo degli uffici che si occupano delle strade con dei PO e degli ingegneri molto bravi, molto puntuali, al quali mi sono rivolta più volte, che nel giro anche di 2 giorni mi risponde, magari non si rifà l'intero marciapiede perché sappiamo che sono soldi che vengono assegnati annualmente con degli appalti, magari vengono inseriti nel lotto dell'anno prossimo, però magari vanno a mettere una piccola colata e fanno un rattoppo temporaneo, almeno che il buco va coperto e la persona non cade. Basta solo comunicarlo. Io ho dato uno strumento se avesse bisogno e poi magari anche in questo caso alla fine della trasmissione ripetiamo anche lo ripeteremo con piacere. Allora c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Per cortesia, volevo dire a chi si lamenta che Trieste è una città sporca e rovinata, se andassero a Roma e vedrebbero circolazione Gianicolenza, il Gianicolo che mi vengono fuori le radici sulla strada, tutte le immondizie per strada, tutto pieno di foglie. La nostra è una città splendida a confronto, questo volevo dire. Ok. Grazie signora, sono d'accordo con lei perché anche per esempio di recente sono stata a Milano, più sono grandi le città più è difficile da gestire tutto. E dopo vai nei paesini piccoli, non so, vai a Pieris per dire, vai a Turiaco e trovi tutto pulito, preciso, ma lì sono aree piccole, poche persone che se ne occupano, pochi abitanti e quindi si riesce a stare a posto. Insomma, vediamo anche i lati positivi della nostra città che a misura d'uomo ancora, che abbiamo un mare meraviglioso, abbiamo il turismo, abbiamo le attività, il commercio, abbiamo tante brave persone, insomma è un fiore all'occhiello la nostra città ed è sempre più diciamo, punto di interesse da parte delle aree d'Europa e anche delle altre parti del mondo, per cui ci facciamo vedere, ci difendiamo. Allora, segnalo che raramente viene usato
come sgambamento cani l'area del Giardino Fini, cioè Sì. della piazza, dai, Sì. adesso dire così, di via Boccaccio, in quanto il terreno è pieno di buche e fango. È urgente una remise en forme, mi piace questo, Sì. questo l'ho anche letto, dell'area. Scrive la signora Burlovic. Susanna Burlovic, sicuramente. Come lo Susi. È perché è mia amica, la conosco. Ah, ho capito. Sì, era collega di una mia cara amica, Susi è sempre molto attenta e grazie per la segnalazione, magari manderò una richiesta in merito di ripristinare un poco l'area sgambamento. Grazie Susanna. Abbiamo due, mi piace che dice grazie Susanna e guarda me, non vorrei che perché qualcuno pensi che... Una doppia personalità. Appunto. Allora, nome d'arte, nome di battaglia. Allora, abbiamo due mail diverse che riguardano Piazza della Libertà. Una dice dovremmo ringraziare i volontari di qualsiasi ordine, non vengono pagati, il loro tempo libero lo dedicano a chi ha più bisogno o a chi vive sulle strade in modo terribile e se non sarebbe per i volontari anche in solitudine. Invece poi chi consuma i pasti, diciamo, che gli vengono portati dai volontari, a loro non passa neanche minimamente per la testa di gettare i resti nei bottini, non si può obbligarli a pulire quelle che sporcano, altrimenti siamo cattivi. E qui credo che ci sia da mettere le virgolette Sì. alla fine del post. E poi abbiamo invece una mail che si ricollega a ciò di cui discutevamo ieri in trasmissione. Chiedo alla consigliera come mai a Trieste, contrariamente a quanto succede a Udine, non si vuole installare i dossi berlinesi o le platee rialzate nelle vie dove costantemente non viene rispettata la velocità consona. In Corso Italia si arriva a 80 km/h infilando tutti i semafori verdi. Credo che mezzi di soccorso esistano in entrambe le città. Credo che i dossi berlinesi Sì. sono i dissuasori, Sì, ecco, insomma, sì, si chiamano dissuasori. le Dossi berlinesi non sapevo Sì, se è fossero- un altro modo di poterli chiamare, però come ricordo io anche quando vado in altre città, generalmente li mettono o nelle vie periferiche di grandi città, ma sono più nei paesi, non nelle città. Quindi non ricordo, ecco, sta cosa. Si potrebbe magari fare un'analisi dettagliata con qualche ufficio tecnico del comune per eventualmente studiare dove è più opportuno posizionarli. Potrebbe essere un'idea, per l'amor del Sembra cielo. leggermente diverso rispetto, rispetto ai dissuasori. Sì. Adesso perché per esempio io posso fare inquadrare solo questo, si chiamano anche cuscini Sì. berlinesi e sono anche meno, come posso dire, meno larghi Sì. rispetto ai dissuasori che noi siamo abituati a vedere, per esempio. Mi pare che uscendo da Lignano Sabbiadoro Sì. ce ne siano, da Lignano Pineta Sì, ci sono. ce ne siano. Allora abbiamo anche da far vedere dov'è? Ho perso, figuriamoci se adesso riesco a ritrovare dunque. Sì, ecco, io cercavo l'altra vignetta di Englaro, però intanto ce ne manda eccolo. una su Sì, su sempre. Sissi, dice Sissi si sarà stufata di stare in gamba in una piazza che si chiama Libertà e non è male. Simpatico Ma sempre poi ne lui. aveva mandata anche un'altra prima, io l'avevo preparata, ma poi dopo ci siamo, come dire, impegnati su argomenti che non insomma, Su altri mandare una fronti. vignetta era improprio, Sì. comunque eccola qua. Una volta veniva Zola Baba del latte coiovi, adesso la venirà nei ovi, quindi insomma, e poi è a getto continuo tra Sì, l'altro. è un vulcano Abbiamo lui. ancora un'altra mail, poi la signora che insomma ci ringrazia perché delle volte insomma, le facciamo passare anche una giornata insomma, con il sorriso, ma purtroppo questa signora soffre di depressione, No. che è una brutta bestia. Sì. Noi ogni tanto ne parliamo
col professor De Vanna, il professor De Vanna è molto che viene il nostro bravo. ospite, Sì. è un problema notevole, insomma. Sì, Allora, mi pare che abbiamo visto area, forse questo non l'ho letta, eccolo qua. Volevo segnalare il marciapiede di via Bazzoni, altezza Civici 1357. Sì, ok, dopo il largo canale, ok. Poco tempo fa è stato rifatto il marciapiede dalla parte opposta, che era già stato ripristinato meno di un anno fa. Temo sia stato un errore tecnico, altrimenti non trovo spiegazioni, visto che la capogruppo è lì questa mattina, magari passa a vedere. Grazie, mi ricordo già di questa segnalazione, non mi ricordo la persona, ma avevo già letto che c'era questa segnalazione come che fosse stato rifatto 2 volte. E daremo un'occhiata, magari facciamo una segnalazione agli uffici. Insomma. Via Bazzoni qual è? Io qua mi perdo. Via Bazzoni praticamente, allora, arrivati in largo canale, no? Via San Michele, largo canale. C'è via Tiepolo che va su. E via Tiepolo, sì, allora vai a destra, via Bazzoni, quella che dopo a scendere ha come traversale via Cappello, via San Vitto. Ho capito. Quella è la via Bazzoni. Quindi qui c'è, uscita da qua. Faccio via Segantini, torno giù, scendo per via San Michele, se invece girassi a sinistra, lì mi incomincia poi la via Bazzoni, attraverso la via Navali. Allora, questa invece è una mail che ci riporta, la leggiamo, a ciò di cui discutevamo prima con Francesco Russo. Chi attacca Israele non ha ancora capito che cosa è Hamas e di come larga parte della popolazione di Gaza offra copertura ad Hamas, un po' come accade in Italia in alcuni ambienti della criminalità organizzata. Hamas, oltretutto, tra i suoi metodi annovera l'utilizzo dei civili come scudi umani, come dimostra la fitta rete di cunicoli costruita sotto le strutture sanitarie e quelle civili che ospitano persone comuni. La stessa Hamas non è monolitica, ma si compone di bande che, pur di acquistare maggiore potere di influenza, non esitano a far fuori con le cattive altre bande di persone della medesima organizzazione che dovrebbero considerare loro fratelli. Questi Hamas, purtroppo questa è anche la Palestina, difficile fare distinzione fra le due entità. Allora andiamo in pubblicità, poi ancora con il capogruppo di Forza Italia in quarta circoscrizione, Anastasia D'Oglia. Posso dimenticare Anastasia perché è uno dei film favoriti da mio papà, no? Per cui non mi posso dimenticare. Dopo la pubblicità. Allora, siamo in compagnia di Anastasia D'Oglia, capogruppo per Forza Italia nella quarta circoscrizione. La quarta circoscrizione è interessata adesso più o meno, vabbè, insomma, poi in realtà è tutta la città che ne è interessata, adesso è inutile andare, però insomma, Cabinovia. Cabinovia, tema molto spinoso, sì. È più magari pertinenza della terza e della seconda circoscrizione, comunque è un argomento che viene discusso ogni giorno. Anche per linea d'aria Portovecchio sarebbe in parte vostro? Una parte sì, una parte proprio sì. Adesso. Proprio l'ultima fermata potrebbe toccare, ecco. È un discorso spinoso, l'abbiamo parlato tante volte. Io non sono contraria alla Cabinovia, tutto quello che sono installazioni turistiche e anche mezzi di trasporto alternativi, io sono favorevole. Allora, se lo vedo dal lato di cittadina, può essere un'alternativa che intasare strada del Friuli, la costiera, strada Nuova Propicina e appunto tagliare la città e scendere giù con questo facendosi un bel giro panoramico. E poi per il turista che viene è un classico, tutti andiamo, non so, a Barcellona, andiamo a Madrid, andiamo a Lisbona, ci piace prendere la teleferica, la funivia panoramica, vederci la città dall'alto, ci piace farci la foto e allora quando siamo in casa degli altri tutto va bene, quando invece siamo a doverlo fare a casa nostra non ha scopo, c'è sempre la paura del nuovo, del cambiamento, cosa sarà, le conseguenze. Può essere magari una perplessità che tanti hanno avuto, che posso in parte condividere dei costi dopo della manutenzione, ma auspico che ci sarà sempre un sistema ben studiato da chi ha progettato tutto questo anche per poter sopperire alle spese. Si parlava anche di costi differenziati del biglietto, il residente che paga tot, il turista paga altro. Quindi ci saranno magari anche altri fondi, sovvenzioni, ci saranno
degli ammortizzatori, spero anche per i costi a seguire. È una cosa carina, a me i cambiamenti non spaventano. Anche pensando un po' al futuro della città, il fatto dell'ecosostenibilità, dell'inquinare di meno, quindi cercare dei mezzi alternativi. Poi l'incremento del turismo, anche quello è una grossa fonte di guadagno per la nostra città, che ben sappiamo che sta prendendo piede, per cui dare l'opportunità al turista di farsi il giro panoramico, magari di attaccare le biciclette, fare dei giri cicloturistici sul Carso, far lavorare anche le attività sul Carso, perché abbiamo degli agriturismi bellissimi che danno alloggio, che danno percorsi ciclabili, per cui tutto un circuito che si attiverebbe. Io la vedo da questo lato positivo. Allora, sulla questione, diciamo così, anche ecologica, c'è questa mail, dice: attori, presentatori, politici, media e faccendieri, non ha messo giornalisti, meno male, promuovono l'uso in centri urbani delle auto elettriche. Perché il Comune di Trieste non si è fatto partecipe dell'installazione di sufficienti colonnine, diciamo qualche centinaia, per combattere la lotta all'inquinamento atmosferico nel centro urbano? E perché le circoscrizioni tacciono a tal proposito? Allora, intanto le auto elettriche non è che ce ne abbiamo ancora tantissime, conosco poche persone che ce l'hanno, vanno più sulle ibride. È un mercato che ancora non è stato capito e purtroppo, anche parlando con amici che lavorano in concessionaria, alcune costano anche parecchio. Questo è il problema. Per cui prima vediamo la popolazione delle macchine elettriche che aumenta e dopo magari installiamo le colonnine. Per spendere, occupare aree, se abbiamo magari 20 auto elettriche che girano in città e 100 colonnine. Poi so che tanti vanno anche in Slovenia e altre parti a fare le ricariche, che anche per alcune aziende automobilistiche è addirittura gratuita la ricarica, almeno un paio di amici che fanno così. Per cui diamo tempo al tempo, se sarà necessario e opportuno potrebbe essere argomento di discorso. Anche questo è un cambiamento che se parte è giusto accoglierlo e insomma adottare le misure giuste. Allora recupero qualche mail, sì. Perché oggi è stato un po' difficile gestirle, quindi le leggiamo, insomma. Sì. Allora poi magari anche su questo però le chiederò un parere, anche se era stata inviata per Russo. Allora, ritengo, dice il signor Francesco, che lo Stato debba fornire la prestazione sanitaria, sia essa pubblica o privata convenzionata. Al malato interessa essere curato, che sia la sanità pubblica o quella privata. In Lombardia la sanità privata convenzionata è organizzata in maniera eccezionale. In 2 mesi e mezzo sono stato operato per intervento bariatrico presso il Policlinico San Marco di Zingogna, Bergamo, da uno staff eccezionale. A Catinara 3 anni in attesa media. Purtroppo so che per alcune patologie qui da noi non c'è questa eccellenza. Capisco, comprendo e condivido la mail di questo nostro ascoltatore. Diciamo che poi, tra l'altro, noi siamo statuto speciale, abbiamo tutta una serie di diversi presidi che vengono per esempio passati convenzionati, che per esempio in Lombardia no. Se in Lombardia c'è una persona che ha un problema di istomia e quindi ha problemi, che è stato operato all'intestino, alla vescica, lì gli ausili si ripagano per intero e costano tantissimo. Qua da noi per esempio li passa la mutua, quindi per certe cose può essere meglio la Lombardia, per certe cose è meglio la nostra regione. Noi abbiamo una cardiologia che è il fiore all'occhiello, che viene gente da tutte le parti d'Italia a operarsi. Abbiamo un ospedale infantile e anche tutte le strutture che possono accogliere le famiglie che vengono a curare quei bambini, l'oncologia pediatrica, cioè abbiamo tantissima avanguardia anche noi. Dopo per alcune cose non si riesce a essere eccellenza in tutto, quindi anzi ha fatto bene questo signore ad andare a operarsi in Lombardia, per l'amor del cielo. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Jasmine. Volevo innanzitutto salutare lei e la sua gentile ospite. Buongiorno. Avrei bisogno di un'informazione. A suo tempo ho visto un servizio vostro del telegiornale che parlava delle discariche che aderivano al riciclo e davano l'opportunità ai cittadini un giorno alla settimana o al mese, a questo non ricordo perfettamente, per poter aderire alla discarica per lavori creativi o artistici.
Ho provato a cercare più volte senza esito. Forse voi sapete darmi qualche indicazione in più? Forse sì, ma dovrei capire cosa intende per lavori creativi o artistici. Perché... nel senso che artisti potevano aderire a questa iniziativa. Ah, ho capito. No, per fare dei ricicli creativi, diciamo. Ho capito, no, pensavo ad un'altra cosa di cui mi ero occupato io, però parecchio tempo fa. Io credo, guardi, adesso l'unica, lei ha già, chiedo scusa, contattato per esempio a Cegas? Sì, certo, Okay. e non sapevano darmi indicazioni corrette. Successivamente ho contattato varie discariche, però ognuno dava notizie diverse, allora pensavo che magari voi potevate aiutarmi. Perché io sapevo di un'iniziativa in zona Gorizia in questo senso, ma era una cosa... Gradisca, se non erro. E lì bisognerebbe sentire molto probabilmente allora è che io non so, non mi ricordo come si chiama, il servizio che fornisce Gorizia. Aspetti un attimo, dai, tanto... Allora, i miei colleghi sono molto più bravi di me in questo tipo di cose, perché io ho anche un'età che non mi consente di essere... Vediamo se riesco a capire, quantomeno per darle un'indicazione di chi si occupa. Allora, aspetti un attimo. Qua io ho trovato una Riciclo System SRL in piazza del Municipio 8 a Gorizia. Non mi dice, no, so di cosa sta parlando adesso che me lo fa pensare, però non mi ricordo il nome di chi fornisce questo servizio. Faccia così, eventualmente martedì mattina, dopo le 9, mi dia un colpo di telefono qui in redazione a Tele4 e vediamo magari insieme se riusciamo se riesco a venire fuori a trovarle il riferimento. Grazie mille, gentilissimo. No, si immagini, Grazie è che a lei. me ne sono occupato io in un servizio, ma al momento purtroppo non riesco a ricordarmi il nome della ditta che si occupa di questo e che sicuramente è quella a cui lei si sta riferendo. Va bene, buona domenica, non c'è più. Ok, allora, dunque, abbiamo delle mail. Un attimo, eccola qua. Ci sono tanti sistemi alternativi non impattanti sull'ambiente, almeno non come quanto si inquina a monte per la produzione delle automobili elettriche. Difatti sulle automobili elettriche c'è anche questo, si fa abbastanza spesso questo discorso. Laddove invece c'è un'altra mail che dice: non dobbiamo aspettare che i triestini comprino le macchine elettriche, perché ci sono molti turisti che hanno la macchina elettrica, magari vengono da altri paesi e non sanno dove caricare. Ah, beh, quello sì. La Tesla fanno gratis la postazione, basta informarsi. Sì, la Tesla sapevo, infatti. La Tesla si farà benzina da sola, tanto quella va avanti da sola, si muove da sola, eccetera. Tutte le ricariche gratuite in Slovenia, perché ho un amico che ce l'ha e va a farla lui. Allora, vorrei segnalare il degrado del pezzo di strada che va dall'incrocio via Rossetti, dove a breve verrà messo in funzione il semaforo, angolo via Crispi, fin dietro il teatro Rossetti è tutto un buco. Cioè qui si riferisce, questo lo so perché lo percorro molto spesso, diciamo è il primo tratto di via Crispi in pratica. Sì, allora via Rossetti, via Crispi, ho fatto già una mozione io un paio di anni fa, ho fatto anche un'interrogazione, dovrebbe essere una parte di quel tratto lì inserita in un lotto
che verrà appaltato l'anno prossimo, perché come a Scaglioni vengono erogati i contributi per delle zone di marciapiedi, c'è una programmazione. Questo non rientrava in questo e mi hanno detto che verrà inserito dopo. Poi attenzione invece da parte dietro il Teatro Rossetti a seguire, che anche avevo fotografato e tutto, da là inizia la sesta circoscrizione, quindi pertinenza dei colleghi di San Giovanni al quale posso inoltrare e far presente, quindi potremo fare io fino al civico numero 33, tu dal 35 in poi, perché lì proprio c'è il confine tra le due. Io capisco delle volte e delle volte non, ma voglio dire, non si può arrivare, cioè se parla di circoscrizioni, non credo sia bisogno di una guerra per arrivare, cioè come dire, nello stabilire i confini delle circoscrizioni. C'è un mappale. Come? C'è un mappale. Sì, ma voglio dire, non potevano tipo arrivare a tutta una via, forse più semplice, non lo so, probabilmente non è detto che sia così. Allora io, prima cosa, quando mi sono insediata in circoscrizione, sono andata a cercare in internet elenco vie pertinenti alla quarta circoscrizione, tipo il digitato, mi è venuto fuori un PDF di 60 pagine con tutte le vie di Trieste dall'A alla Z. E mentre lo scorrevo ho scoperto che ci sono delle vie addirittura che sono ricoperte da 3 circoscrizioni, tipo il viale 20 settembre, perché terza, quarta e sesta. Quindi se io dovessi fare una mozione sul viale devo ben prima guardarmi e poi scrivere dal numero civico al numero civico, come feci con via Romagna, che mi misi d'accordo con l'altro collega Forza Italia della terza circoscrizione. Allora, io faccio fino al 20 e al 35, non so, per dire che è la terza circoscrizione. Quarta circoscrizione, quello che a salire di tua pertinenza, tu fai da quei numeri. E alla fine abbiamo fatto la stessa richiesta sulla stessa via, però a livello proprio zonale come suddiviso devi far così. Allora ringrazio una telespettatrice che, se non mi sbaglio, si chiama Paola. Sì. Adesso recuperiamo il nome, perché è giusto. Sì, si chiama Paola. Sì. E perché mi ha segnalato, e difatti adesso l'ho persa, dunque, allora, rifacendosi, ISA Ambiente è la realtà che si occupa delle problematiche di rifiuti a Gorizia. ISA Ambiente, perfetto. E c'è proprio, l'avevo prima ma adesso non ce l'ho più, c'è proprio un programma che è la street art, trasforma i container in una galleria d'arte all'aperto dove la lotta allo spreco diventa un modo di vivere. Quindi se la telespettatrice di prima è ancora in linea, ma poi così saprò anche risponderle appunto se mi chiama martedì, ISA Ambiente è chi ha avuto l'idea di riciclare insomma i container e farli diventare appunto qualche cosa anche di colorato eccetera. In questa foto fra l'altro si vede proprio, ma credo, se non mi sbaglio, che fra l'altro proprio con chi è in regia quest'oggi abbiamo siamo occupati anche di questo, credo all'inizio di novembre, se non mi sbaglio. Me lo ricordo benissimo perché ero raffreddato, tanto per chiarire. C'è una telefonata. Andiamo bene. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, buongiorno. Buongiorno Gianni, come sta? Scusami che rompo le scatole. Ma per l'amor di Dio. E volevo solo dire che purtroppo sulla piazza della stazione bisogna stendere un velo pietoso, perché se mi ricordo, visto che ho diversi anni, è un momento difficile. L'origa ha bisogno di mangiare, però l'educazione dovrebbe essere prima anche, perché quando mi dava un tocco di pane, che avevo fame, dicevo grazie, e se gli era in carta mettevo la carta in scarsella. Ma a parte queste monade, volevo solo dire della famosa cabinovia, sì, che se vuol fare. Io non so se sepolio o non sepolio, se il terreno è giusto, ricevi sti piloni o non ricevi sti piloni. Ma mi ricordo che quando era fatto la Torre Eiffel era quasi tutti contrari,
e fra questi contrari era gente di primo ordine, prima quel che ha fatto la CUS, la Zola, dopo era anche Guy de Maupassant, e dopo in ultimo è venuto come emblema non di Parigi ma della Francia, questa famosa Torre Eiffel. Adesso io non so se questo poi non può venire un'icona. Adesso però voglio aggiungere una piccolezza, perché visto che ho tanti anni mi ricordo, e il dottor Russo ha detto che bisogna avere la memoria per ricordarsi il passato. Mi avevo mandato un'email, ma siccome sono una frana, ho fra un altro tocco e non ci arrivato. E volevo dire al dottor Russo che è giusto salvare il Carso, ma mi lo vuoi salvare in prima persona con tanta gente di Trieste quando voleva fare la zona industriale sul Carso. Dunque non stiamo a dimenticarsi questo, e che era un disastro, era tutta Trieste o quasi tutta, che era a sfavore. Però i favorevoli stranamente erano le stesse persone, non le persone di oggi, ma i stessi partiti che rappresenta. Questo un po' come fa una roba, ecco, visto che l'ho vissuto tanto e sono ancora qua. E perché il Piazza della Stazione, ho parlato tante volte, era quei due bei monumenti con tutte quelle belle case attorno, e era due giardini speculari, uno verso il mare, era l'Assisi, che l'ha messa appena nel 1912, mentre quell'altro era De Seifer, che era De Rendlitz, che era il monumento all'Austria, e tutte queste robe che sono vecchio e che avevo sempre un poco di vizio di leggere, mi resta impresso. Beata l'ora. Sì, leggo tanto poco adesso rispetto a una volta, ma volevo dire che se purtroppo che non si può arrivare a nessuna soluzione, perché questi così, questi colà, questi dall'altra parte, se tutti persone, gente umane, però bisogna anche dire che bisognasse che sia un pochettino più educati, no? Perché non è mica vero che chi che è povero deve essere ignorante e sporco. Questo volevo dire. Grazie Gianni. Grazie, sì, signor Gianni. Scusi delle mie monade, Ma per l'amor di Dio. dottor Bosazzi, e sono d'accordo con suo papà. Su Ingrid Bergman. Anastasia. Su Ingrid Bergman. Vabbè. Arrivederci. Grazie signor Gianni. E tanti auguri a tutti. Grazie signor Gianni, è sempre piacevole. Un'altra cosa, così proprio parlando anche con persone di una generazione precedente alla mia, mi riferirono più persone che nel 1958, quando furono piantati i primi alberi della pineta di Barcola, anche lì... Tutti contrari, un'insurrezione ci fu. Ma ne parlavo ieri con amici a cena, sì. Per spostarci un po' fuori da Trieste. Sì. Un esempio clamoroso di struttura orribile, per dire la verità, perché la ruota panoramica di Londra è qualcosa di allucinante, bruttissima, eccetera. Si credeva che fosse anche quella destinata ad essere provvisoria, credo, mi sembra che l'avevano costruita nel 2000, tipo Millennium, mi pare che si chiamasse Millennium qualcosa, e nel giro di pochissimo tempo è diventata un emblema stessa di Londra, perché ormai nello skyline, diciamo così, di Londra appare la ruota, che è una roba orribile e assolutamente... Sì, ma come il Prater a Vienna. Come il Prater. Sentiamo quella che probabilmente sarà l'ultima telefonata di questa trasmissione, per oggi quantomeno. Sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Allora, io volevo fare una segnalazione. Io abito qua in via Disella. In via? Disella. Ponziana? Disella. Ok. Ponziana, sì. Okay. Conosco. Ecco, io vado con la macchina su fra via Disella, che devo girare per via Orlandini. Via Orlandini, sì.
Là si dovrebbe mettere uno specchio perché è pericoloso, perché non si arriva mai a girare, perché non si vedono le macchine. Uno specchio parabolico, sì. E Va questo bene. segnaliamo ai colleghi della quinta circoscrizione che è pertinenza loro la zona. Va bene, solo quello Passo volevo la dire. segnalazione, signora. Va bene, ringrazio. Grazie, Va gentilissima. bene. Ok, quindi qual è la via che non ho mica capito? Via Disella, è una traversata via di via Disella. Orlandini, via Dalviano, poi c'è via Disella che arriva in via Orlandini, zona Ponziana Chiarbola. Ok, perfetto, Sì. quindi abbiamo quella non è zona vostra. No, quella è la quinta circoscrizione che ho anche dei colleghi molto validi ai quali ne oltrerò. Ecco, perché riprendendo anche quello di cui abbiamo discusso prima della telefonata del signor Gianni, no? Per forza di cose tra circoscrizioni bisogna parlarsi, bisogna tessere delle reti perché appunto il cittadino può avere, e questo è un eterno discorso della circoscrizione, un'idea abbastanza vaga quantomeno dei confini, no? Certo, ma infatti almeno noi così dello stesso partito cerchiamo di fare rete, nel senso tante volte la gente non ha ben chiara i confini delle circoscrizioni, allora come può chiamare a me, chiama il mio collega, infatti spesso ci facciamo scambio di notizie e segnalazioni proprio perché questa è zona mia, questa è zona tua, e manda una richiesta, no? E così riusciamo a coprire il tutto. Ma sta cambiando qualche cosa rispetto a quello che molto spesso viene denunciato, viene sottolineato che per le circoscrizioni è un po' difficile poi avere contatti con il comune, tanto con il comune in senso, ha capito cosa intendo? Noi siamo comunque il primo passaggio, siamo come diciamo sempre, le sentinelle del quartiere, no? Sì. Per cui prima di tutto viene tante volte sottoposta a noi la segnalazione. Noi abbiamo vari metodi poi per inoltrarla, o facciamo se sono cose piccole scrivo io una mail direttamente al comune, all'ufficio strade o aree verdi o all'ufficio spazzamento, insomma a seconda dell'argomento, e mi viene risposto. Oppure se sono cose più grandi, allora la richiesta di uno specchio parabolico, se no un nuovo attraversamento pedonale, macro aree, allora là si può fare una mozione che può essere fatta da un unico simbolo politico, oppure si può fare congiunta, magari io con, non so, la Lega, con i Fratelli d'Italia o Lista di Piazza, o anche con qualcuno del centro-sinistra, a seconda dell'argomento. E chi si imbatte e dice, ce ne occupiamo noi. E dopo il comune prende in carico, perché loro comunque le visionano tutte, e se ci sono i finanziamenti, se è in programma o comunque vedono dopo un sopralluogo che è una cosa critica, importante da mettere a posto, immediatamente si attivano. Dopo ci sono mozioni che restano là ferme anche per tanto tempo perché ci sono delle priorità davanti o non ci sono i soldi per quel periodo. Dov'è la sede della quarta? Noi siamo in via Locchi 23 dove c'è il centro civico. Dove c'è il centro civico? L'ultima sala, confinante con le autovie venete, noi ci si riunisce ogni martedì sera. Ok. Allora siamo in chiusura, io ringrazio Anastasia Posso ancora una cosa? Come no? Giusto perché oggi siamo praticamente il giorno dopo, ieri è stato il 30° anniversario di Forza Italia, tanti auguri Forza Italia, all'età di 58 anni Silvio Berlusconi scese in campo per portare un nuovo partito, una nuova impronta politica, liberale, garantista, europeista, il quale dobbiamo tantissimo, che ringrazieremo per sempre. Fece un discorso meraviglioso, tra l'altro lo presentai anche in circoscrizione pochi giorni dopo che è morto, e a cui noi dobbiamo tantissimo, sarà sempre nei nostri cuori, nella nostra memoria, e ci ha lasciato un compito per il futuro perché sia migliore. Grazie. Forza Italia! Grazie allora ad Anastasia Doglia, consigliere circoscrizionale di Forza Italia e capogruppo in quarta circoscrizione. Noi ci vediamo alle 13:20. Grazie ai telespettatori che hanno scritto e a chi ha telefonato. Buon pomeriggio. Buon proseguimento e arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo qua.